tantissimi ammiratori, principi che venivano da ogni parte per sposarla. Ma lei aveva un cuore di ghiaccio. Non voleva sposare nessuno. E chiedo a tutti voi da casa di fare un grandissimo applauso a due persone, due invitati che ho questa mattina, ma in particolare al dottor Andrea Erri, direttore generale Gran Teatro La Fenice. Buongiorno. Perché è stato dato un premio a questo uomo meraviglioso con una sensibilità unica, fuori delle righe. Voi sapete che Mirella lo conosce bene, per questo dico queste cose, perché lui è uno schivo, uno che sta sempre nell'ombra anche se fa delle grandi cose, ed è stato premiato a sua insaputa come uomo dell'anno. Perciò un applauso, glielo facciamo assieme e non a caso all'assessore, la dottoressa Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Treviso, che finalmente abbiamo ospite. Ma come potevo fare questo applauso al dottor Erri con una persona, una cultura eccezionale, anche alla dottoressa De Gregorio, ma soprattutto perché per far capire l'importanza di avere sensibilità in un momento così delicato, con questi fragili che stanno soffrendo le pene dell'inferno e che quando ammirano queste bellezze del territorio, sentono la musica, sono felici, staccano la spina e riusciamo a far capire che sono persone normali. Grazie anche alla dottoressa Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e turismo del Comune di Treviso. Partirei proprio da lei, dottoressa, dopo questo applauso a mio avviso dovuto al grande amico Andrea. Ecco, soprattutto avete capito che ho invitato assieme al dottor Erri, perché bisogna anche capire di fare la coppia, non è che posso invitare chiunque. Cos'è la cultura, dottoressa De Gregorio, nel profondo nord? In un profondo nord dove ci sono tanti campanili, ci sono molte fragilità, ci sono molti sento ma non ascolto. Quanto bisogna iniziare invece a premere l'acceleratore per far capire che forse anche le fragilità fanno parte di questo mondo, farle uscire di più nei teatri, sentire questa musica lirica che è nata in Italia, che la musica è nata in Italia, abbiamo i più bei teatri del mondo, però li trovo sempre chiusi, dottoressa, sempre, quando li porto, può testimoniare il dottor Erri, quanto educati, quanto attenti sono invece a questa meraviglia, a questo patrimonio che abbiamo. Prego, assessore De Gregorio. Grazie innanzitutto dell'invito, è un vero piacere essere qui con te Mirella, ma anche con l'amico Andrea Erri. Cos'è la cultura in questo ambito specifico che sul quale mi hai sollecitato? Credo che la cultura sia opportunità.
sia l'opportunità di poter avvicinarsi a tanti ambiti più o meno dotti, perché la cultura è sicuramente la cultura erudita, ma è anche la cultura della quotidianità, è la cultura del far bene, la cultura del far star bene i cittadini, quindi la cultura che è welfare culturale, quindi un benessere per i cittadini. E il riferimento che tu facevi legato alle fragilità, alle persone più fragili appunto, credo che la cultura possa essere di grandissimo aiuto. Abbiamo delle esperienze molto importanti anche nell'ambito ad esempio della danza, laddove la danza aiuta non certo alla cura, ma ad alleviare quelle che possono essere le problematiche ad esempio del Parkinson. C'è il Museo Civico di Bassano che ha elaborato questo e noi come Treviso da quest'anno ci stiamo avvicinando anche a proporre questi percorsi, quindi la cultura è anche benessere, sì. Dottor Henry, lei cosa ci dice di questa cultura a 360 gradi in un paese che respira cultura? Noi non ci rendiamo neanche conto quanta ne abbiamo ed è ossigeno puro per i bambini, avete visto il filmato che ci ha mandato il video dottor Henry? Prego. L'hai detto giusto direttamente tu, Mirella, cioè chi pensa che la cultura sia ristretta per delle elite spesso molto benestanti e quindi possano permettersela. C'era anche un autore degli anni 70 francese che diceva che la cultura serviva per la distinzione sociale delle persone. Io non sono d'accordo perché altrimenti non avrei mandato un filmato come quello che abbiamo visto poco fa. Io ritengo esattamente come hai detto tu, la cultura è come l'aria che respiriamo. Quindi è un nutrimento immateriale alla pari delle proteine, dei grassi, dei carboidrati e delle vitamine che ingeriamo ogni giorno. Perché questo ci fa respirare, ci fa immaginare, ci fa elaborare e ci rende più integrati con quello che è il contesto, con quello che è il mondo, con quello che è il senso di comunità. E la nostra responsabilità come ente culturale prestigioso non è tanto di crogiolarci all'interno del nostro privilegio, ma è quello di aprirci e di condividerlo con chi non ha grandi occasioni nella vita di poterlo vivere. E questo è il senso del filmato che avete visto poco fa, e cioè questi ragazzini e questi bambini, nel momento in cui si approcceranno alla cultura, dopo averla studiata e dopo aver imparato a memoria un testo che ne sono sicuro ricorderanno per tutta la loro vita, nel momento in cui troveranno magari a Capodanno, perché abbiamo la fortuna di iniziare per tutti gli italiani il nuovo anno con il concerto di Capodanno in diretta nazionale, e troveranno il Nessun Dorma, non troveranno qualcosa di alieno, ma troveranno qualcosa che fa parte del loro vissuto, e questo è il senso del nostro lavoro. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo caro. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Rivedo con piacere il direttore, a cui gli faccio tanti auguri. Caro direttore, sono Rinaldo, hai visto che il merito paga, finalmente il merito paga, non solo, ma tutto quello che ha fatto per noi altri. E sa benissimo che sono veneziano, lavoravo a San Fantiga nella bottega, fatiche, nei tanti anni che conosco i amici, anche a Massa. E dopo è cultura, ecco per il mio punto di vista che mi sono acculturato di strada perché posso dire pochino, però è cultura ed è una dei più bei compagni che avremo noi altri, che le accompagna per tutta la vita. Chi più, chi meno impara, ma dalla cultura impariamo un po' tutti, perché la cultura è quella che ne fa crescere, per come anche su capire le cose e spiegarsi. E la cultura questo, forse anche di più. E ora cosa vi devo gli altri?
che fa tanto per la cultura. Un plauso non da Missoro, ma da tutto Edene, tutta Italia, perché chi si impegna a quella cultura è veramente un cuore grande da fargli capire anche agli altri, insegnargli anche a vivere, perché quella cultura ti cresci, se ti dà un difetto, acculturandoti, ti lo risolvi. Cosa vuol dire? Vuol dire che bravi per quello che facevi. Caro direttore, spero di vederlo e felice. Buon lavoro, caro direttore, ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo. Ecco, io voglio che con questa trasmissione voi sapete, dovete capire l'importanza di ascoltare, di incontrare delle persone che magari non avreste mai avuto modo di incontrare, di parlarci assieme. Oggi parleremo di cultura, ma in tutta la settimana abbiamo parlato di sanità, di donazione degli organi, abbiamo parlato di tantissime cose con delle eccellenze incredibili che ringraziano questa trasmissione per far capire anche a loro l'importanza di far conoscere quello che c'è, perché molte volte non si pensa a questo. Gli addetti ai lavori lo sanno, ma a casa non lo sanno. Queste persone che li vedono, come ha detto il dottor R, irraggiungibili, no, sono raggiungibilissimi. Guardate, provi a trovare quelli giusti, quelli seri, quelli che capiscono quello che sta a cuore la Mirella, che sono le fragilità e la sensibilità. Adesso vi porto a Treviso, perché siamo andati a Venezia, in questo meraviglioso teatro, e adesso andiamo a vedere invece questo concerto dell'Assunta e sentire cosa ha detto anche l'assessore De Gregorio. Andiamo a vedere. Si rinnova a Ferragosto l'appuntamento con il tradizionale evento in piazza Santa Maria Maggiore a Treviso. Il programma, pensato in continuità con la mostra Donna in Scena al Museo Santa Caterina con apertura straordinaria, è un omaggio a Giacomo Puccini e alle sue donne. Si chiama infatti Divine il percorso che inizia la mattina con la Santa Messa e dal pomeriggio porterà trevigiani e turisti prima al museo e poi in piazza. E per l'occasione la capienza degli spettatori passerà da 800 a 1300. È un Ferragosto all'insegna della musica, dell'arte e di storie di donne eccezionali. Sono proprio le divine che sono prima esposte nella bellissima mostra Donna in Scena che il pubblico potrà visitare nel giorno di Ferragosto e che poi arrivano veramente sul palcoscenico la sera con questo omaggio alla loro arte, alla loro vita e soprattutto alla musica di Giacomo Puccini. Il galà vedrà impegnata l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, guidata dalla bacchetta di Massimo Raccanelli. A condurre la serata la giornalista Elena Filini, che tesserà il filo delle cronache pucciniane inedite legate alla città. L'evento, in collaborazione con il supporto di Centro Marca Banca, va per la prima volta anche la partnership di Rai Radio 3, che dedicherà al concerto una parte della trasmissione Radio 3 Suite. Sulla scelta dei cantanti abbiamo voluto mantenere questo DNA tipico di Treviso come città dei giovani e del debutto. Per cui in scena ci saranno la vincitrice e un promettente finalista del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, che è giunto alla terza edizione ed è realizzato da Rai Radio 3. Poi ci sarà un talentuoso tenore che arriva dal Conservatorio di Venezia, un tenore cinese. Poi abbiamo il graditissimo ritorno di Monica Zanettin, che è un soprano trevigiano, che si sta distinguendo proprio nei ruoli pucciniani nei grandi teatri del mondo e che torna a casa dopo un po' di anni. Un concerto che è ormai nel cuore della città da oltre 40 anni. Un concerto che nasce nel 1980 per la volontà dell'allora presidente della Proloco di Treviso e al quale poi 2 anni dopo, nel 1982, aderì anche Mario Del Monaco e qualche mese prima appunto anche della sua scomparsa. Quindi da allora c'è stata questa continuità ed è veramente un appuntamento importante per la città. Allora, Assessore, cosa dice? I numeri incredibili, questo fa capire quello che abbiamo detto prima, quanto le persone amano queste cose, sono attente a quello che avviene nella loro città. Ecco, la città cosa offre? Nel 2024 abbiamo visto un'esplosione di eventi, soprattutto questi teatri che abbiamo meravigliosi, ma anche queste piazze, questo centro storico. Ecco, io penso anche a Villa Margherita, poi non me la posso dimenticare, questi, diciamo, questi scrigni che abbiamo la fortuna di avere, che accompagnano queste persone in dei percorsi meravigliosi. Che percorsi avremmo voluto vedere che non sono stati fatti magari, invece quello che è stato veramente fatto anche con grande fatica magari. Prego.
Allora, io mi rifarei all'intervento del signor Rinaldo, no? Quando ha apprezzato ovviamente quello che a Venezia sta facendo a Fenice, ed è stato secondo me anche uno stimolo, no? Per far sì, uno stimolo alle amministrazioni, a chi governa le città, di dare cultura, no? E questo credo che Treviso lo stia facendo a favore di tutti i cittadini e anche dei tanti turisti, perché ricordiamo che in questi ultimi mesi Treviso ha avuto un'esplosione in termini di numeri di turisti, e quindi l'offerta culturale deve essere sempre più attenta, sempre più ampia, ed è una grandissima sollecitazione a programmare e a progettare cultura. Il concerto che avete visto dell'Assunta è uno degli appuntamenti ormai storici della città. Io non sono da molto assessore alla cultura e quindi era la prima volta che partecipavo a questo concerto, ma sono rimasta veramente meravigliata e strabiliata dal numero di spettatori. Più di 1200 spettatori seduti, ma tantissimi anche in piedi, che se avrebbero voluto, ma la piazza ha quella capienza, quindi siamo stati veramente molto soddisfatti di questa proposta. E poi c'è una proposta diffusa che si cerca di proporre a livello cittadino, non solo nei luoghi deputati, no? Che giustamente, come ha detto lei, i teatri, i musei, ma anche quei luoghi della città. Quest'estate c'è stata una grandissima, importante programmazione di Treviso, è stata incantata, di moltissimi spettacoli che si sono presentati nelle piazze del centro, ma anche e soprattutto nei quartieri, perché questo è stato molto importante, la proposta culturale nei quartieri, dove la cultura va a trovare chi magari ancora non si è avvicinato ai diversi ambiti della cultura, quindi proiezioni di film, rappresentazioni teatrali più o meno impegnate ma adatte anche a svolgere quel ruolo di cui ben sa ed è promotore nelle sue attività il direttore Harry, di, non voglio dire educazione, ma di indirizzo, di formazione di quelli che è il nuovo pubblico, di quel pubblico giovanile che si può avvicinare, ma anche di chi è meno giovane, che scopre nella cultura un qualcosa di straordinariamente vicino e anche che può confortare la propria esistenza. Grazie per queste parole, Assessore, perché è importante capire che bisogna mettere le persone giuste al posto giusto negli assessorati, è fondamentale questo, la competenza. La mia domanda al dottor Harry è che io sto cercando di fare un percorso assieme alle fragilità, quelle toste, quelle dure, assieme al Ministero della Giustizia, perché io sono convinta che questi ragazzi devono avere un'opportunità, una seconda, terza prova per far capire che forse la strada che hanno intrapreso era quella sbagliata e che può esserci una strada giusta. Come si fa a fare questo? Con la cultura. Io ho osservato questi ragazzi, io ci parlo con loro molto, li vado a trovare anche spesso, e hanno le cuffiette. E quando io prendo le cuffiette e me le metto, dico: fammi sentire cosa stai ascoltando. C'è sempre una bella musica. E quasi sempre sono musiche tristi, sono musiche che hanno delle parole molto profonde, che magari qualcuno, qualche diversamente giovane a casa dice: ma cosa devo ascoltarti? Ma senti che canzone. Ma se tu ascolti le parole, capisci che non sono canzoni fatte così, inventate al momento, sono significati molto importanti. Anche ieri abbiamo sentito di questo ragazzo che l'hanno trovato bruciato all'interno di questo bagno, queste carceri affollate. Io penso che forse dobbiamo riflettere tutti assieme, perché non dobbiamo perdere questi ragazzi, già ne abbiamo pochi. Se iniziamo a perdere anche quelli che abbiamo solo perché non ascoltiamo il loro grido di dolore. Dietro, io lo dico tutte le mattine, lo sanno, ci sono
delle famiglie che non ci sono percorsi terribili che hanno vissuto questi ragazzi, e questa aggressività tu non la puoi comprimere perché diventa ancora di più aggressiva. Secondo lei, dottor Harry, lei che ha questa sensibilità, cercare di creare dei percorsi anche con questi ragazzi, perché ormai noi diamo i soprannomi a tutti. Allora i disabili li chiamavamo mongoloidi, handicappati, di tutto e di più. Spastici. Spastici, bravo. Continuiamo a chiamarli disabili. Io ho una parola che odio, infatti li chiamo diversamente agili perché si muovono solo in maniera diversa. Ma soprattutto dare la possibilità a questi ragazzi, con dei percorsi naturalmente educativi, e la cultura e la musica può fare questo. Io ne sono convintissima. È inutile che continuiamo a blaterare. Loro hanno bisogno di emozioni, di quel corpo che è pieno di forza che viene tirata fuori nella maniera sbagliata. Pensa che si potrebbe fare dei percorsi studiati con queste persone, con questi ragazzi? Allora, sicuramente sì. I latini dicevano che gli esempi trascinano, e io penso sempre che le rivoluzioni vengono non solo dall'alto ma anche dal basso, dalla buona volontà delle persone, no? Io devo dire, la cosa di cui vado maggiormente orgoglioso nella vita è un progetto realizzato con il carcere femminile della Giudecca e con la Regione del Veneto, anche con la collaborazione della dottoressa De Gregorio, perché all'epoca lei dirigeva la cultura della Regione del Veneto. Avete capito? La nostra amicizia nasce da questo, dall'aver lavorato insieme, da aver capito da operatore a tecnico che effettivamente la situazione di inclusione, all'epoca non si parlava né di inclusione né di sostenibilità, però l'abbiamo praticata. Questo progetto è durato 3 anni, è stato finanziato attraverso i fondi europei e regionali, si chiamava Riuscire. Riuscire che ha questo doppio senso, quello di riuscire, quindi venir fuori una seconda volta, ma anche di diventare qualcosa di diverso. E devi sapere, Mirella, non l'ho mai raccontato questo, ma i costumi del barbiere di Siviglia che ancora noi rappresentiamo sono realizzati all'interno del carcere femminile della Giudecca. Perché il percorso era un percorso molto composito, prevedeva la formazione con la collaborazione dell'Istituto Ruzza Pendola di Padova, che quindi è deputato a formare delle persone, quindi i professori entravano all'interno del carcere a formare le persone e poi le hanno portate alla qualifica professionale, alcuni anche al diploma di maturità, e poi quello di realizzare all'interno del carcere femminile di Venezia un vero e proprio laboratorio di costumi sartoriali, di costumi teatrali, e pertanto vedere queste persone che uscivano sotto mentite spoglie, perché alla prima abbiamo fatto tutto il possibile in modo che non avvenisse un po' tutto quel desiderio che comunque c'è innato negli uomini di categorizzare sempre le persone, no? E quindi insieme alle loro vigilanti, tutte vestite in borghese, erano andate nei loro palchetti a vedere il frutto del loro lavoro. E questo è stato, se vogliamo, una grande soddisfazione che noi abbiamo avuto. E devo dire che anni dopo, quando ho iniziato a lavorare alla Fenice, perché ancora non lavoravo alla Fenice, ero da un'altra parte, sempre nella cultura, ma da un'altra parte, vedere l'ex ministro Severino citare la Fenice nel progetto Riuscire è stata una grande soddisfazione, un grande lavoro, perché occorre essere concordi e allineati, perché altrimenti basta solo che ci sia un anello che non è allineato con gli altri, che poi il progetto non riesce. E quindi questo
continua ad adattarsi a seconda tra istruzione, mondo della cultura, ente territoriale come è la regione che ha le sue regole, è stato però forse il progetto di cui sono maggiormente orgoglioso della mia vita. Dottoressa De Gregorio, come assessore lei c'era come regione in questi percorsi educativi con la cultura, con l'arte, con l'artigianato. Io penso che tutti ci invidiano questa meraviglia che abbiamo, questa genialità, perché ce l'abbiamo nel DNA, questa genialità, non c'è niente da fare, ci copiano, ma siamo noi, anche nella moda. Perché non si va avanti con questi percorsi, dottoressa? Perché così sempre tanta fatica per aiutare le fragilità? Perché così sempre pochi soldi per le fragilità? Io li ho accompagnati alla Gipsoteca Antonio Canova il 29 di agosto, ne ha portato via un centinaio, però con una grande fatica perché devo fare le liberatorie. Nel 2024 abbiamo ancora genitori che non vogliono far vedere i loro figli e li fanno sentire ancora più diversi, sono loro che li fanno sentire diversi. Questi ragazzi che non possono godere, queste persone, della bellezza che è attorno a noi. Penso che fare dei percorsi culturali con la musica, con la lirica, so che a lei sta molto a cuore la lirica, ne parleremo, ecco, con queste famiglie che ancora non ascoltano, perché quelle brave le conosciamo, ma io devo andare a parare quelle meno brave, perché non fanno del male a Mirella che non riesce a portarli via o a qualcun altro, fanno male a queste persone, a queste creature che hanno diritto di vivere la quotidianità anche con la bellezza che è la cultura, l'arte, la musica, la pittura, la scultura. Prego, Assessore. Sì, mi aggancio a quanto ha detto Andrea Henry, perché nel mese di luglio è stata realizzata dall'amministrazione comunale una sorta di sperimentazione, l'apertura dei giardini di Sant'Andrea. Allora, i giardini di Sant'Andrea sono dei giardini che sono collocati dietro Piazza Borsa, che insomma, si sa essere in questo momento un luogo un po' delicato. Vediamo se il nostro regista riesce a trovare qualcosa di Sant'Andrea, perché è importante quello che adesso dirà l'assessore. Ecco, e che potrebbe essere definito in una maniera, diciamo così, un po' burocratica, un'operazione di rigenerazione urbana. Ma che cosa c'è dietro a questa parola rigenerazione urbana? C'è sicuramente il recupero di un sito, di un luogo abbandonato, ma soprattutto un recupero attraverso la proposta di attività culturali. Attività culturali che spaziavano da un aspetto, diciamo, culturale anche evoluto, con esposizioni di opere d'arte contemporanea, ma anche con quella accoglienza quotidiana, no? Legata ai laboratori per bambini, legati anche ai giochi per bambini, luogo dove le famiglie si potevano trovare attorno a questo luogo che stava riconoscendosi come un luogo diverso, come un luogo di cultura. E questa operazione, che è stata assolutamente vincente, verrà assolutamente ripresa studiando un percorso e un progetto ben preciso, perché quello che un'amministrazione deve fare è quello di essere dalla parte dei propri cittadini, dalla parte della propria comunità, capire le esigenze, e questo credo che il nostro comune con il nostro sindaco Mario Conte sia veramente all'avanguardia in termini di ascolto della comunità. E per quanto riguarda i percorsi che lei citava, di difficoltà nel portare queste fragilità, che ha di tutte le età, perché ovviamente lei si riferisce un po' a un discorso trasversale, no?
Io sono convinta che queste cose si possano fare. Le nostre istituzioni culturali, i nostri musei, le nostre biblioteche, perché noi abbiamo un circuito di biblioteche estremamente importanti, tra cui la BRAT, questa biblioteca rivolta ai bambini, la biblioteca dei bambini, che svolge un'attività importantissima, non solo sotto il profilo ovviamente dell'offerta culturale, ma anche sotto il profilo dell'educazione alla comunità, a vivere insieme, al rispetto reciproco. Quindi questi sono dei percorsi veramente importanti e voglio far presente che abbiamo un assessorato alle politiche sociali che è veramente molto attento a tutto questo, quindi credo che anche il lavorare insieme, come stiamo facendo all'interno della Giunta, l'ambito della cultura, l'ambito dei servizi sociali, l'ambito della scuola, sia veramente un percorso virtuoso che possa portare a dei risultati importanti. E poi i nostri musei sono aperti alle visite e tutta la parte, diciamo, un po' delle difficoltà burocratiche, quelle ahimè purtroppo non è che, sì, insomma, bisogna risolverle con gli enti e con le situazioni di appartenenza, però la disponibilità e l'apertura assolutamente c'è. Non pensa, Assessore De Gregorio, che forse dovremmo tenere più aperte questi scrigni meravigliosi che abbiamo, che sono i musei, che sono le biblioteche, anche coinvolgendo di più il mondo del volontariato? Io dico spesso, Assessore De Gregorio, che noi siamo 7.500 associazioni di volontariato, ma se poi trovo l'anziano morto in casa perché non so che c'è, non so che esiste, non ho nome e cognome, se poi queste cose meravigliose che lei ha raccontato, questi concerti, non riesco ad arrivare perché nessuno mi accompagna. Non so, anche ieri un'anziana ha detto: sono sola in casa, sono appena arrivata dall'ospedale, non ho nessuno, cosa faccio? Ho chiamato Sveglia Veneti. Ma succede tutti i giorni che mi chiamano all'ufficio, il numero dell'ufficio che va in sovraimpressione, che chiamano in diretta. Ecco, le fragilità non conoscono. Ecco, io penso che forse dovremmo coinvolgere di più il mondo del volontariato. Ci sono associazioni che hanno a disposizione pulmini per andare a prendere queste persone, portarle, non solo a prendere le medicine o dal medico. Non esiste solo la malattia nella vita, esiste anche la cultura. E io devo avere la possibilità, anche se abito al 4º piano, sono invalida e non ho famiglia, non ho nessuno, però avrei piacere di uscire, di partecipare al concerto dell'Assunta, di andare a Venezia, perché fortunatamente noi abbiamo una tecnologia che in pochi anni ha fatto passi da gigante e ormai si fa tutto e si va dappertutto. Il problema sono sempre i costi che io devo combattere, tanto è vero che li ho portati a spese mie col 5 per 1000, perché io il 5 per 1000 non lo tengo in banca per prendere gli interessi, io lo spendo e lo spendo per le fragilità, lo spendo per portarli a Venezia, per portarli alla gipsoteca, per portarli in un agriturismo a mangiare lo spiedo, gli gnocchi, a visitare le cantine, perché anche loro cantine aperte, loro dove sono? Non ci sono mai. Questi percorsi sono fondamentali per queste persone che hanno già una sofferenza. Cosa ne pensa? Coinvolgere di più il mondo del volontariato, perché tanti campanili, ma ognuno fa le proprie cose, non facciamo squadra, non ci conosciamo, non sappiamo neppure chi fa cosa, ma siamo in tanti, tutti facciamo tutti e poi troviamo queste persone che chiamano e dicono: io sono sola, parlo di Padova, parlo di Venezia, parlo di realtà importanti, anche di paesi. Io di volte, perché ho quasi sempre sindaci, perché sono quelli più vicini al territorio, quello che dove bussano e credono di avere delle risposte e non conoscono. Dicono: ma sei sicura, Mirella? Perché poi chiamo i sindaci, sono loro i responsabili della salute dei loro cittadini. Non conoscono, perché si fa fatica a capire che forse sei tu che devi arrivare da loro e non loro che devono arrivare da te. Prego, Assessore. Beh, è assolutamente molto saggio, molto serio e molto giusto quello che lei sta dicendo. Sono delle riflessioni che
purtroppo sì, sono la fotografia di una realtà con delle difficoltà. Credo molto al mondo del volontariato, anche al mondo del volontariato culturale. Credo che anche la Fenice abbia utilizzato spesso questi canali. È una questione proprio di anche riuscire a far emergere il problema, no? Nel momento in cui il problema emerge, lo si conosce e si incominciano a trovare anche dei percorsi di soluzione. Quindi io ringrazio molto trasmissioni come la sua, che hanno il coraggio di dire le cose, no? E quindi nel momento in cui si viene a conoscenza e si sa, si possono creare dei percorsi. Quindi l'impegno anche nostro della cultura è quello di assolutamente accogliere e di far sì che nel momento in cui vengono proposti percorsi di questo tipo per fragilità che lei ha descritto, si possono assolutamente aiutare. Io vorrei aggiungere qualcosa, perché l'assessore De Gregorio tende come me sempre a non emergere mai in prima persona, però ho l'esperienza diretta di un esempio in cui mettere insieme volontariato, enti territoriali, associazionismo ha funzionato benissimo per valorizzare un territorio. Eravamo a maggio e fu istituita la Notte dei Musei, in cui cioè la Treviso è rimasta aperta fino a tarda serata, forse anche fino a mezzanotte e anche oltre, in cui sono stati aperti tutti i musei e grazie ai volontari che svolgevano l'attività di guide turistiche all'interno delle chiese della città, io all'epoca avevo come ospiti delle persone, una famiglia di persone che veniva dall'estero, è arrivata a Treviso e ha detto: mamma mia, che meraviglia! Ha detto: questa città non ha nulla da invidiare rispetto a luoghi che sono molto più famosi. Credo che una volta risolto il problema del mettere insieme le persone, che è il modo, è la cosa più difficile, perché poi, come giustamente Mirella dicevi tu, siamo la terra dei campanili, quindi dei poteri e di piccoli poteri locali. E una volta sciolto questo tipo di problema, poi il gioco è fatto. Ecco, allora a questo proposito annuncio che ci sarà il 28 e il 29 settembre, ci saranno due importanti giornate che sono le giornate europee del patrimonio, dove la città si aprirà a tutti, anche cercando appunto di venire incontro a eventuali situazioni di difficoltà di deambulazione eccetera, i propri musei civici e tutto il sistema museale degli istituti culturali cittadini, e anche quei luoghi che solitamente non vengono riconosciuti come luoghi di cultura ma che contengono dei beni culturali, Palazzo dei 300, Casugana, quindi una grande festa anche lì della cultura. Abbiamo Leone da Trebasele che, come vedete, lascio parlare, voi dovete molto ascoltare questa mattina, non sentire, ascoltare, perché non è facile avere questi personaggi importanti della cultura che parlano con voi, che vi spiegano. Vai Leone! Ciao Mirella, grazie a tutti i tuoi ospiti. Bentornata. Grazie. Allora, quest'anno avevo deciso che forse non chiamavo, perché sono molto deluso. Purtroppo. Quest'estate ho avuto un amico straniero che è venuto a farmi visita e allora l'ho portato un po' in giro. Siamo andati a Stra, non c'era nessuno. Siamo andati a Maser, non c'era nessuno. Siamo andati a Asolo, pochissima gente. E poi mi sono guardato in giro, ero l'unico che aveva la mappa della città, che era andato a vedere dove erano i palazzi, chi erano i palazzi e tutto il resto. Siamo andati a Follina, non c'era nessuno. Siamo andati a Cison di Valmarino e Castello, lì non c'era nessuno. Poi per vedere il castello
bisogna fare un gruppo, e se c'è nessuno, come fai un gruppo? Non ho visto il castello, perciò io non so, però è una cosa che non funziona, perché in questi posti così meravigliosi che non ci sia nessuno vuol dire che chiaramente non si fa pubblicità, non si fa, non so, marketing. Per un'altra cosa, Asolo, Giosuè Carducci ha detto il posto da 100 orizzonti. Beh, io non ho visto neanche un orizzonte, perché dove volevo guardare i panorami non vedevo niente, c'era solo piante. Siamo andati a bere il caffè su quel bar sotto il castello, ci siamo seduti là. Sarebbe bello vedere il panorama, ma siccome ci sono le piante che sono tutte cresciute molto alte, tu non vedi assolutamente niente. Adesso in questo paese non bisogna più tagliare una pianta, però io dico, non saranno mica quelle 3 piante davanti al castello che ci bloccano la veduta per vedere un bellissimo panorama che salvano il pianeta. Ciao Mirella, grazie. Allora ti ringrazio di questa telefonata, Leone, veramente grazie, perché supporti quello che io dico e tu lo sai, voi lo sapete, tutte le mattine. Qui c'è qualcosa che non gira nella catena, c'è qualche anello che manca, eppure siamo in tanti. Il problema è che siamo tanti, abbiamo tanto e pochi che lo gestiscono, perché purtroppo c'è questa divisione infernale che non riusciamo a fare squadra tra di noi. E questo penalizza quello che stai dicendo tu, perché non riusciamo a partecipare a questi tavoli dove ci sono sempre i soliti, gli addetti ai lavori, quelli che si conoscono, politicamente dei cerchi magici. L'assessore De Gregorio non mi conosce, ma io parlo molto chiaro tutte le mattine, io non ho nessun problema di dire quello che vedo, quello che sento, ma è una critica costruttiva la mia, è una critica per migliorare. È anni che dico, assessore De Gregorio, che bisogna coinvolgere il mondo del volontariato, che ci siamo, che ci conoscono in regione, ci conoscono a Volontari Insieme, ma è inutile che mi arrivi la locandina di Volontari Insieme, assessore De Gregorio, sulla mammografia. C'è già chi lo fa. Volontari Insieme dovrebbe avere un ruolo di unire, di coinvolgere, di farci conoscere anche tra di noi, non ci conosciamo. E allora questo poi impedisce a Leone giustamente di andare a vedere il castello, perché ci vogliono i numeri, ma bisogna guardare i numeri ma anche competenza, di mettere persone che capiscono che questo territorio deve essere valorizzato. Poi sentiremo le risposte, adesso andiamo in pubblicità. Dottoressa De Gregorio, allora abbiamo sentito la telefonata di Leone, abbiamo visto anche queste meraviglie che lei, soprattutto lei, a Treviso sta cercando di portare avanti con dei percorsi inclusivi non sempre facili, ma che si respira cultura, l'arte. Prego, come commenta? Commento che è vero effettivamente in assoluto, quindi non mi riferisco alle istituzioni culturali a cui Leone ha cercato di accedere, ma dico in generale, perché è successo anche a me in altre situazioni, non qui in Veneto, in altre situazioni. Arrivare con la voglia, la curiosità, l'interesse di entrare in un luogo culturale, un'istituzione, in un museo, e vederlo chiuso. Ecco, quindi direi che non c'è niente di peggio, sia come frustrazione personale legata alla curiosità della persona, ma anche come immagine di quel territorio, no? che è espressione di quel bene. Io ho sempre cercato di portare avanti una progettualità nei diversi ambiti che sia legata a sistemi, a reti di istituzioni. Quindi mettere insieme più soggetti per poter, diciamo così, portare avanti dei ragionamenti e dei progetti. In questo caso credo che
anche come stiamo cercando di fare a Treviso, in maniera per ora abbastanza anche istintiva, perché è l'inizio, no, di questo percorso che stiamo attivando, però il fatto di mettersi insieme, di avere insieme un sistema che si sta configurando legato alle istituzioni culturali, alla scuola, ai giovani, a tutto il sistema anche delle attività produttive, perché anche quello è molto importante, e perché no, il volontariato, vada a creare quella situazione anche di accoglienza, no, che consente di utilizzare e vivere la città in una maniera diversa. Allora adesso, prima di sentire anche il dottor Henry, io vorrei portarvi a San Marco con l'Aida e poi commentiamo. Avete visto? Avete visto? Dottor Henry, cosa vuol dire? Cioè, io mi emoziono e non è mica facile emozionare le persone, specialmente in un momento così difficile, specialmente per noi volontari che tutti i giorni combattiamo le fragilità. Però quando vediamo queste immagini, questa attenzione, questa bellezza, tutto messo assieme in un'armonia incredibile, ci emozioniamo. Lei è riuscito a emozionarci sempre, comunque, qualsiasi cosa lei faccia, riesce a emozionare. Prego, dottor Henry. Io volevo ricollegarmi un attimo alla domanda precedente, perché la sento molto vicina al mio modo di essere e al modo di essere che ha la nostra istituzione. Un'istituzione culturale funziona se ha una visione aperta nei confronti della cultura, non una visione esclusiva, perché la parola stessa esclusivo, al quale diamo sempre una connotazione positiva, no? L'evento esclusivo, la festa esclusiva, in realtà significa anche esclusione, cioè lasciar fuori. Quindi la cultura italiana dei beni culturali è una cultura di conservazione, non di valorizzazione. Perché? Perché evidentemente abbiamo talmente tante cose che l'abbondanza, diciamo, di risorse molto spesso ci ha fatto preoccupare di individuare quali sono le modalità di conservazione e di protezione di questi beni dal danneggiamento, che però ha sviluppato una cultura di protezione ma non di valorizzazione. All'interno del Ministero dei Beni Culturali la valorizzazione è l'ultimo dipartimento nato, mentre invece sono molto sviluppati quelli legati alla protezione e alla conservazione. Tutto questo significa che però per poter sviluppare l'elemento inclusivo occorre ripensare fortemente al format di servizio che noi abbiamo creato. Cerco di essere molto concreto. La Fenice può essere considerato un teatro d'opera e quindi può aprire mezz'ora prima di ogni recita e chiudere mezz'ora dopo la fine della recita. Oppure può essere considerato un'istituzione culturale veneziana a tutto campo, con un termine molto utilizzato a 360 gradi. Questo è il format e il cambiamento che noi abbiamo adottato, cioè riuscire a strutturare un servizio che apre alle 9:30 di ogni giorno e che chiude alla fine di ogni recita, che sia a disposizione di tutti i cittadini che a Venezia, centro storico, sono sempre meno, ma che possano riconoscere nel Teatro La Fenice la loro istituzione culturale, presentando un libro, partecipando ad attività. Pensate, addirittura l'anno scorso, grazie al nostro sovrintendente, è stato fatto un esperimento bellissimo e quindi sviluppare dei concerti di musica nel periodo pre-pasquale
quindi durante la Settimana Santa, all'interno della chiesa di San Fantin, che è proprio di fronte al nostro teatro, che è stato apprezzatissimo dalla popolazione, che ha sentito così questa istituzione culturale molto vicina a questi pochi ormai cittadini che popolano la città. Grazie dottor Eri per queste parole e questo input che lei sta cercando di dare, ecco, per capire quanto importante è l'inclusione, non l'esclusione, perché io purtroppo è quello che sento, è l'esclusione di queste persone e io ci tengo molto a queste persone, tengo tantissimo a questi diversamente giovani che hanno sofferto una vita, come dicevo prima, e adesso li priviamo, addirittura mi arrivano al banco alimentare a chiedere in silenzio, sottomesso, un pacchettino di caffè, perché hanno una pensione che non gli permette neppure di sopravvivere. Allora lei capisce che io mi arrabbio e io dico, cosa avresti voglia di fare? E loro si vergognano quasi a chiedere qualcosa che avrebbero piacere di fare. Per questo li ho portati in gita, per questo continuerò su questo percorso culturale che loro amano. Vi ricordate quando li vedevamo nei teatri? Chi andava nei teatri una volta? Chi andava nei teatri, dottor Eri? Il popolo? Il teatro era un'altra cosa. Certo, assolutamente. Se voi invito tutti i telespettatori di andare a guardare su YouTube la prima mezz'ora di un film famosissimo di Luchino Visconti, che è Senso, con Alida Valli e grandissimi attori, che è stato girato per la prima mezz'ora alla Fenice. Bene, siccome è chiaramente una rievocazione storica, ma non vengo a raccontare qui la trama perché dovete andarlo a vedere, la platea, che adesso viene considerato il posto più chic praticamente, un tempo era priva di sedie ed era dedicata al popolo. Il popolo entrava, fumava, mangiava, beveva, mentre la rappresentazione aveva luogo. E lì, all'interno di questa prima mezz'ora di Senso, avete l'idea di cos'era la cultura e cos'era il teatro. Grazie, avete capito, andate a vedere questo film, perché allora capite perché io faccio queste domande, perché noi dobbiamo riportare il popolo, che vuol dire famiglie anche, avremo anche molte meno baby gang, perché questi ragazzi, se iniziamo da piccoli come fa lei, a cercare di far capire invece l'importanza della cultura, della musica, dell'arte, non avremo baby gang. Il problema è che manca questo, abbiamo tanto e non abbiamo niente per le fragilità che ci sono, che sbagliano, ma che hanno tutto il diritto di vivere un'educazione culturale importante. Questa sarà l'arma vincente, la cultura, lo sport per queste fragilità. Cosa ne pensa, Assessore? Assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. A Treviso abbiamo costruito dei percorsi anche attorno nell'ambito del nostro teatro comunale, sia per quanto riguarda la prosa, sia per quanto riguarda la musica, dove vengono coinvolte le scuole, sin dai primi anni del percorso scolastico, per arrivare poi agli anni delle superiori. Quindi credo assolutamente che questa sia un'arma molto molto importante. Allora adesso andiamo a vedere, non è andata a buon fine ma siamo arrivati vicino, andiamo a vedere questo video, Treviso, capitale cultura, e poi vediamo anche la delusione purtroppo di quello che è successo, ma ci riproveremo con l'assessore De Gregorio. Andiamo a vedere.
Il giudizio è eccellente. Pertanto la giuria all'unanimità raccomanda come capitale italiana della cultura 2026 la città dell'Aquila. Tanto l'applauso in sala Spadolini a Roma è scrosciante, quanto la delusione a Treviso è cocente per la mancata proclamazione a capitale italiana della cultura 2026, obiettivo per cui Kasugana aveva schierato il meglio della trevigianità, dall'arte alla musica, dal teatro al cinema. Ma dalla capitale il sindaco Conte mantiene alto il morale delle truppe. Noi ce l'abbiamo messa tutta, ha vinto l'Aquila e faccio i complimenti alla città dell'Aquila, però ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione di questo dossier importante che per noi sarà comunque un punto di partenza. Analogo il commento del presidente Luca Zaia: non aver vinto non nega la bontà delle sinergie messe in atto, dice, mantiene la linea il vice sindaco Manera che non esclude nuove candidature. Certo, vive i campanili ma non i campanilismi, quindi Treviso ha una grande dimensione ed è stata mostrata tutta la sua bellezza. Poi ha vinto l'Aquila e a volte si vince, a volte si perde. La stessa opposizione in Consiglio Comunale con il PD fa i complimenti a Mario Conte per l'impegno e si dice pronta a collaborare per nuovi obiettivi, ma si annida un sospetto, soprattutto dopo la vittoria del centrodestra alle regionali in Abruzzo di domenica, con l'esploit di Fratelli d'Italia proprio all'Aquila. È possibile, e questo è quello che girava anche un po' nelle preoccupazioni anche degli amministratori locali, degli assessori leghisti con cui ci eravamo confrontati in questi giorni. È chiaro che il pericolo principale era l'Aquila, l'avversario principale da battere, e sicuramente perché aveva fatto un dossier meritevole, ma anche perché era dello stesso partito del ministro della cultura e del presidente del Consiglio. No, a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Lei non ha nessun terribile sospetto? No, assolutamente. Poi l'Aquila, diciamocelo sinceramente, ha anche bisogno un pochettino di questo ruolo per rilanciare la sua funzione dopo purtroppo il terribile terremoto, quindi secondo me se non dovevamo vincere noi, viva l'Aquila. Dopodiché c'è anche un'altra valutazione: noi siamo pronti a sostenere una nuova candidatura, dopodiché ci aspettiamo un maggior ascolto e una maggior condivisione da parte del sindaco, perché magari la prossima volta, lavorando più di squadra, si possono ottenere risultati migliori. Allora, Assessore De Gregorio, io sono sicura che avremmo potuto farcela. Il problema è che all'ultimo momento ci manca sempre qualcosa, ed è qualcosa politico che dovrebbe arrivare prima, che arriva dopo e fa perdere questo importante riconoscimento. Meritatissimo, bellissimo, avete visto anche qualche immagine, ma soprattutto ancora una volta arriviamo dopo. Cosa è successo, Assessore De Gregorio? Vuole dirci? A parte la delusione, perché tanto l'impegno, il sacrificio, non è facile, credetemi, perché voi vedete il tutto già pronto, ma il dietro le quinte. Ecco, una delusione così cocente. Ecco, il Sud ancora una volta riesce, il Centro-Sud riesce a dare il là finale. E noi arriviamo sempre dopo. Perché questo, secondo lei, Assessore De Gregorio? Eppure io ho sentito che eravamo là, eravamo quasi arrivati, se non addirittura arrivati. Sapete che la Mirella conosce tante cose, prego. Allora, innanzitutto vedere queste immagini mi hanno veramente emozionato, perché è stata un'avventura straordinaria quella del dossier. Che alla fine sì, si è conclusa così per una serie di ragioni che, insomma, che io adesso non andrò, anche perché non conosco, voglio dire, nella loro essenza. Certo è che Treviso è stata veramente proprio a un passo, ma anche meno di un passo, perché insomma era stato apprezzato tantissimo il dossier, è stato anche supportato dalla presenza del Presidente Zaia, che è venuto in audizione e che veramente ha difeso questo dossier in una maniera molto molto sentita e convinta. E che dire, è stata un'avventura che si è chiusa in una certa maniera, ma è stato anche un esercizio proprio di programmazione, di progettazione, di consapevolezza, la presa ad atto di consapevolezza che c'è un territorio importante. Molte cose, alcune cose che sono state messe nel dossier
stanno realizzandosi, no? Penso ad esempio al rapporto fra la cultura e l'impresa, alle reti delle istituzioni culturali, a tutto il discorso dell'apertura che lì era accennato della sala del capitolo del seminario che adesso è aperto, che è una cosa straordinaria, che invito tutti i cittadini veramente ad andare a vedere, del seminario vescovile. L'assetto di Santa Caterina che stiamo incominciando ad avviare quello che è la nuova ricollocazione del ciclo di Sant'Orsola, quindi delle cose importanti che anche senza il contributo del Ministero, che quello sarebbe stato veramente, diciamo, lo slancio, no? Perché insomma, però l'impegno con la città era quello di continuare ugualmente a portare avanti alcuni passaggi e questo lo stiamo facendo. Credo che i tempi maturano perché spesso le cose con la consapevolezza, la presa d'atto di quello che accade, appunto anche con tutta, come si diceva, la costituzione di questa rete anche di supporto, quindi se si deciderà di rinnovare e di ripresentare questa candidatura, credo che faremo assolutamente tesoro di quanto, diciamo, poteva essere come punto di debolezza, ma questa rinnovata consapevolezza credo che potrebbe essere molto importante per poter aspirare questa volta veramente ad essere capitale italiana della cultura. E sono sicura che l'assessore De Gregorio ce la farà, perché prima o poi la competenza paga. E se non sei all'altezza vai a casa come qualcuno che è successo in questi giorni. Chi sbaglia paga e i cocci sono suoi. Allora noi andiamo a vedere, prima di lasciare il dottor Henry, questa Turandot, che abbiamo questo video meraviglioso, e poi salutiamo il dottor Henry.
Dobbiamo purtroppo interrompere, che il tempo ho già forato tanto, mi dicono dalla regia, però vorrei sapere come ci saluta, e ringraziamo sempre il dottor Eri per questi video. Vedete a casa cosa vi facciamo vedere, seduti tranquilli, anche chi ha letto che non può muoversi l'abbiamo portato a vedere questa meraviglia. Vedete l'importanza di Sveglia Veneti, svegliatevi, prego. Abbiamo portato infatti oggi un filmato della Turandot che stiamo attualmente portando in scena, però volevo chiudere sottolineando anche la collaborazione, per così dire, orizzontale a livello territoriale, che è importantissima tra i teatri della nostra regione, perché se i campanili esistono anche in altri ambiti, esistono spesso anche all'interno di queste istituzioni in cui i direttori artistici sono molto gelosi di quella che è la loro competenza, la loro capacità, e spesso anche autoreferenziali. Noi invece abbiamo cercato di combattere questo portando un po' una collaborazione con i teatri di tradizione della nostra regione del Veneto, in collegamento con una fondazione lirico-sinfonica come quella della Fenice, attraverso un'opera che è un nostro classico molto divertente e molto bello, che è l'Elisir d'amore di Donizetti. Quindi una sorta di storia di un uomo, Dulcamara, che era un po' una Vanna Marchi ante litteram, che vendeva questo elisir promettendo un semplice vino che diventasse cioè un elisir d'amore, e lo porteremo a Rovigo e lo porteremo anche a Treviso, per cui questa è la novità con cui chiudiamo, cioè un grande segno di collaborazione all'interno del territorio della nostra regione. Grazie, grazie dottor Andrea Eri, grazie alla dottoressa Maria Teresa De Gregorio, assessore alla cultura e al turismo del comune di Treviso, grazie al dottor Andrea Eri, direttore generale Gran Teatro La Fenice, che vi ha fatto staccare la spina questa mattina, anche a tutte quelle persone che in settimana mi hanno chiamato, ecco, affrante, deluse, disperate, stanche. Veramente questa mattina vi abbiamo fatto sorridere, grazie a questi video meravigliosi che lei ci ha permesso di mandare in onda, e grazie anche all'assessore De Gregorio, e non possiamo perdere il prossimo premio, il prossimo riconoscimento, perché merita anche la città di Treviso, e grazie forse a questa persona competente e professionalmente preparata riusciremo ad esserci. Grazie, grazie, grazie pubblicità. A voi. Grazie a voi. Grazie. Presento due graditissime ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Alessandra Sartoretto, sindaca di Fossalta di Piave, primo mandato centrodestra, perciò provincia di Venezia, e saluto, grazie sindaco di essere qui, e saluto anche Paola Viola, cofondatrice Una mano per un sorriso for Children. Grazie Paola di essere qui, ti ringrazio, ti ho fatto aspettare, ma dicevo anche alla sindaca Sartoretto come potevo interrompere una Turandot per portarla proprio nelle case di quelle persone che sono ammalate, che non ce la fanno uscire, che nessuno pensa a loro, che non hanno mai visto nella loro vita la Fenice, Piazza San Marco, e io questa mattina li ho portati, perciò mi scuso se vi ho fatto aspettare, ma tu sai Paola, e lo dico anche alla sindaca, quanto mi stanno a cuore le fragilità. Allora inizierei proprio da te Paola, come stiamo andando con queste fragilità che tu cerchi di far capire che c'è un altro mondo dove dobbiamo aiutare, dobbiamo supportare, che voi veramente con la vostra associazione Una mano per un sorriso ce la state mettendo tutta, ma avete bisogno di aiuto e di supporto. Prego Paola. Allora, niente, come sempre Mirella, grazie dell'invito, e fatalità, ogni volta riusciamo a collegarci in una maniera incredibile. Infatti quello di cui hai appena parlato e raccontato, e grazie di averci fatto vedere soprattutto, rispecchia molto anche quello che stiamo facendo noi, e
tra virgolette vorrebbe essere anche un esempio, no? Una spinta motivazionale a quello che stiamo facendo. Niente, sta andando molto bene e sono felice infatti del tuo invito. Io sono appena rientrata dal Kenya da qualche giorno e ho portato a casa tantissima ricchezza emotiva che parte proprio dalla bellezza, anche dalla bellezza che ho respirato insomma in tutta la mia vita in questa città, quindi vedi che sempre tutto può essere collegato. La bellezza che sto cercando di portare dall'altra parte del mondo per far capire alle persone in realtà anche qui quanto questa bellezza, l'arte, la cultura, lo sport possa cambiare le vite delle persone. Ritornare a credere che la bellezza dentro di noi e anche fuori di noi può aiutarci ad evolvere, a cambiare e a crescere insieme, perché poi queste cose creano comunità, bellezza e comunità. Allora Paola, io ti ringrazio per queste parole perché si allacciano tantissimo agli ospiti e alle parole che abbiamo sentito prima. Noi abbiamo sentito prima emozioni, abbiamo sentito il diritto di essere fragili, ma non per questo privare delle emozioni. Allora andiamo a vedere proprio questo video che ci ha mandato Paola Viola, emozioni e diritti umani. Andiamo a vedere. Ciao a tutti, allora oggi siamo qua per la prima lezione di computer con i ragazzi della classe sesta che l'anno scorso erano in quinta e quindi non hanno mai affrontato questo tipo di lezione e finalmente quest'anno hanno iniziato appunto a fare queste lezioni qui e insieme ad Alberto come prima domanda abbiamo chiesto ai ragazzi perché pensano che fare lezioni di computer e di informatica sia importante e loro ci hanno dato un sacco di risposte interessanti. It's very important to me because even, for example, if I finish the school and I want to go to study more about computer, here they really taught me about many things about computer. If I go there, I will learn a little about computer. It's very important because it can help me in communication. For example, I can talk to someone who is in America. I can talk to someone who is in all countries in the world. So that's why it makes my work easier. It saves time because it helps us in Excel. If you want to make a shopping list, you just go in Excel and type the material which you need and the requirements. First years with the computer, what about this? What about computer? Do you like it? What do you think about informatic technology? It's cool for you, yes or no? Yes. And why? Why? Do you know? Do you know why? Why do you like computer? Cindy, as a... Speak louder, please. He's teaching me about to know more about computer. Nice. Cindy. He's teaching someone how to type, to search a document. Yes. Allora, sindaca o sindaco, non so come vorrà essere chiamata Sartoretto, vorrei proprio che fosse lei a commentare questo servizio che ci ha mandato Paola Viola, per far capire che forse se tutti quanti facciamo squadra possiamo aiutare anche queste realtà, questi bambini che hanno il diritto di imparare per una vita migliore, perché solo si impari puoi riuscire veramente ad arrivare a qualche obiettivo. Prego. Certo, sicuramente solo la formazione, l'insegnamento, l'aiuto dato in questo modo può dare un'opportunità di crescita e di aiuto concreto a questi bambini, che mi ha fatto così molta tenerezza leggere, inglese lo mastico appena, leggere le spiegazioni del perché per questi bambini questi corsi sono importanti per le cose di tutti i giorni, per le piccolezze, cose che per noi sembrano anche banali, ma per
per loro sono veramente importanti. La cosa che mi ha veramente colpito è vedere i loro insegnanti, quindi i volontari di questa associazione, in una così giovane età. Sono volontari veramente giovani e questo è sintomo di quanto loro ci credono in quello che stanno facendo, della passione che ci stanno mettendo, e non è una cosa così scontata e facile da trovare, perché noi lo vediamo e lo misuriamo tutti i giorni sul nostro territorio. Il volontariato è un elemento veramente fondamentale in questo momento, soprattutto per le amministrazioni, soprattutto per quelle più piccole come quella che rappresento, perché le amministrazioni fanno sempre più fatica ad arrivare, no? E quindi c'è bisogno del supporto di quello che è il terzo settore. Però non è così scontato trovare volontari, c'è una difficoltà nel ricambio generazionale che nemmeno si immagina, anche nel volontariato quello più semplice, quello che richiede un impegno molto ridotto. Invece abbiamo visto dei giovani che stanno mettendo un impegno che è veramente grande, perché essere lì, lontani da casa, comunque in una realtà difficile, con tanti ostacoli, e che dedicano il loro tempo a questi piccoli studenti che veramente sono entusiasti, tra l'altro, di ricevere questo tipo di aiuto. E quindi questo, a mio avviso, rafforza ancora di più l'entusiasmo che i volontari hanno, diventa quasi un circolo vizioso, no? Più hanno e più daranno in futuro, quindi veramente bravi, complimenti. Allora, io lo dico alla sindaca o al sindaco, come devo chiamarla? Sindaco, grazie. Sindaco, ecco, è giusto chiedere, io chiedo sempre al sindaco Sartoretto che forse c'è qualcosa che non mi torna, poi sentiremo anche cosa mi dice Paola di questa mia impressione. Sa perché noi non abbiamo i giovani nel mondo del volontario, parlo in generale? Perché non li emozioniamo più, vero? Non riusciamo ad emozionarli perché forse non abbiamo capito, e loro ce lo stanno gridando, che vogliono essere loro i protagonisti. Assolutamente. Vogliono essere loro a sbagliare e a capire come fare per rialzarsi anche se sbagliano. Sono loro che sono stanchi un po' delle lezioncine in classe, anche se serve, per carità. Io sono ormai anche contraria perché non abbiamo risultati, perché forse dobbiamo portarli a vedere cos'è il mondo del volontariato, a toccare con mano, poi saranno loro a scegliere. È quello che ha fatto Paola. Paola li ha portati a vedere qual è la realtà che lei sta cercando di aiutare. Paola ha avuto il coraggio di farli toccare con mano e questo li ha emozionati e ha fatto sì che Paola riesca ad avere quei giovani volontari che noi non abbiamo, perché non sappiamo emozionarli, perché il mondo del volontariato è diventato quasi un business. Se fai business vai avanti, basta vedere i centri estivi, tutti a pagamento, poi abbiamo le baby gang. Paola, cosa vuoi dire? Prego. Beh, intanto volevo ringraziare il sindaco e sono rimasta molto colpita dell'analisi che lei ha fatto, sapendo così poco in realtà, no? Di questa realtà, quindi mi sento anche di dire questa cosa, che mi sento molto fiera, perché vuol dire che questi messaggi stiamo cominciando a capire come farli passare immediatamente, no? Che è un po' quello che tu sai, Mirella, io ci tengo tantissimo a una comunicazione sincera e diretta che faccia arrivare il vero significato di quello che stiamo facendo. Ma volevo dire due parole giusto per introdurre questo progetto che è iniziato nel 2021 proprio in mezzo alla pandemia, dove l'associazione ha deciso di non tirare i remi in barca, di non chiudersi, ma invece di affrontare una nuova grandissima sfida, che era quella della costruzione di un centro polifunzionale per i bambini che vivono nelle baraccopoli di Corococe e Dandora, a 150 metri neanche dalla discarica di Dandora, che è la prima discarica di tutta l'Africa orientale. Quindi è interessante, sono molto interessanti le parole che sono state dette dal sindaco, ed ora volevo solo dare un quadro ancora più chiaro. Quindi questo è un centro che poi vedrete anche altri video che ci tenevo a farvi vedere, polifunzionale, dove i ragazzi che vivono nelle baraccopoli studiano nelle nostre scuole e poi frequentano dei corsi proprio di
computer, intelligenza artificiale, poi oggi sveleremo delle cose incredibili che sono successe quest'estate, musica, arte, teatro, podcast, addirittura quest'anno, questa volta Mirella non avevo il video pronto, ma la prossima volta vorrei condividerlo con te, siamo riusciti addirittura a fare una scuola di radio, a creare una radio dove i bambini hanno parlato direttamente da Andorra, cioè praticamente guardando fuori dalla finestra questa discarica che è il simbolo insomma del colonialismo, di tutto quello che l'Occidente sta facendo, e invece loro hanno aperto questa finestra incredibile al mondo dove hanno raccontato con la loro voce che cosa sta succedendo a Corococho, hanno scelto le canzoni, anzi abbiamo scritto delle canzoni con loro, insomma una cosa incredibile, ma il succo invece della domanda di Mirella è questo, e infatti anche la scelta dei video che ho portato oggi lo voleva proprio far capire immediatamente, è quanto le persone, questo progetto è un progetto ambivalente, sicuramente per i bambini che vivono nelle baraccopoli a cui sono stati negati praticamente tutti i diritti fin dalla nascita, non per scelta ovviamente, a invece quello che stiamo facendo con i giovani qui. Il progetto parte così. Questo centro è stato creato per scoprire e sviluppare i talenti dei ragazzi che vivono nelle baraccopoli, perché il senso è questo: noi purtroppo non possiamo aiutarli tutti, ma possiamo aiutare tutti ad aiutarsi. E quello che viene detto alle persone qui, questo progetto di volontariato che è stato creato, è proprio l'opposto, no? Cioè io parlo con le persone, racconto alle persone quanto i loro talenti possono aiutare gli altri, e credimi Mirella che quando le persone vengono a fare questa esperienza di volontariato tornano diversi, sempre. Ascolto decine di quest'anno, solo quest'estate sono partite 40 persone, 40 ragazzi, di cui la media è dai 20 ai 30 anni. Il sindaco come fa con la testa? Ma che bravo! Vedi che è importante che tu venga, che tu faccia capire cosa stai facendo e che i giovani se li emozioniamo. Sì. Vai Paola. Quindi sono venuti 40 ragazzi dai 20 ai 30 anni di media più o meno, proprio per insieme a loro durante il primo colloquio io mi faccio raccontare un po' la loro vita, la loro esperienza, che cosa gli piace fare, e alla fine la domanda per dirti sì, vieni con me è questa: ma qual è il tuo talento? Che cosa secondo te puoi venire a trasmettere a questi ragazzi che li possa aiutare a cambiare le loro vite? In che cosa li puoi coinvolgere, emozionare? E questa domanda a volte crea anche dei problemi alle persone, cioè nel senso, ma io non lo so quali sono i miei talenti. Moltissime persone dicono io non lo so quali sono i miei talenti, io non so che cosa posso fare per gli altri, perché ovviamente un po' anche per il tipo di progetti che sono stati fatti negli anni di volontariato, che assolutamente non hanno niente a che fare con questo, le persone all'inizio sono mosse, e questo comunque è bellissimo ed è fantastico, da questa spinta di aiuto, dove molto spesso la mail comincia magari scrivendo voglio aiutare, sì, ma aiutare in cosa, come, a fare allora, cosa. Paola, ti interrompo perché sai che devo correre, purtroppo devo far vedere anche questi video che sono importantissimi. Adesso andiamo a vedere però il video Clinica Famiglie, poi voglio commentarlo con il sindaco Sartoretto. Andiamo a vedere. Oggi alle 7 del mattino siamo stati svegliati da qualcuno che batteva al cancello. Come sapete, il venerdì la nostra clinica è aperta ed erano proprio le mamme dei bambini che stanno seguendo la fisioterapia all'interno della nostra clinica che ci hanno svegliato. Good morning, mama. Good morning. What's your name? Nancy Aponya. My name is Lucia Mungo. My name is Eunice Latini. You come here every Friday? Yeah. What time do you wake up and come here? I wake up at 6 o'clock. 6:30. At what time did you arrive here in the clinic? 7:30. At 7:30. So it was you that was knocking on the door this morning. How did you know about this project in the Smiling Center? There was a friend of mine who introduced me about this smiling. I was just taught by a friend of mine. They found
that I was not lying. The child has a problem, and they started doing for her therapy. Do you think this clinic, this project is useful for the child? Yeah, it's very useful because when I came here, she was totally not doing anything. But after therapy, she started doing things, catching, crawling, standing. So it has helped me a lot. I see changes. He was walking like this, here bent, but now I'm seeing that he's becoming better. Asante sana, Mama. Welcome. Thank you, Mama. Thank you, Mama. Thank you. Thank you, grazie. Punti di riferimento importanti, non c'è niente. Pensate avere una clinica come punto di riferimento dove puoi appoggiarti. Tu non sai cosa ci sarà all'interno della clinica, ma sai che c'è un punto dove tu puoi andare per salvare tuo figlio, per sapere che cos'hai, stai male. Ecco, io Paola ti dico veramente thank you, ma 3 volte thank you, per riuscire sempre a raggiungere gli obiettivi che sono quelli di aiutare la donna, questa figura femminile che forse soffre più di altro, queste donne che partoriscono nei deserti, nella sabbia, per terra, non riescono ad arrivare, non riescono a salvare le proprie creature. Prego, cosa le fa? Cosa prova con questi video? Si emoziona, si arrabbia? Sindaco. L'emozione c'è sicuramente, è di 2 tipi. Vabbè, l'emozione perché comunque si percepisce quanto bella sia la cosa che stanno facendo questi volontari, però poi c'è anche un pizzico di rabbia perché abbiamo visto un luogo di cura dove sicuramente prevale la sofferenza, perché comunque in un ospedale, in un luogo di cura, noi troviamo persone che in qualche modo, in qualche forma stanno soffrendo. Ma io ho percepito una differenza fondamentale rispetto a quelli che sono i luoghi di cura a cui ci rivolgiamo noi, sempre per motivi di cura e di sofferenza. Lì erano tutti col sorriso in bocca. Se noi apriamo la porta di una nostra struttura di cura, chiaro, la sofferenza fa da padrona, però alle volte la si affronta con la rabbia, a muso duro, senza riuscire a dare o a ricevere un sorriso che alle volte cura più di una medicina. E quindi questa è la cosa che veramente mi ha colpito di più. Paola, come commenti le parole del sindaco Sartoretto? Allora, questa è una clinica che è stata aperta all'interno dello Smiling Center, che alla fine è molto bello, Mirella, raccontarlo di nuovo a te, perché mi sembra di vivere un déjà vu quando 1 anno e mezzo fa ti raccontavo il mio sogno, no? Di questa cosa, e invece questo sogno con i piedi per terra evidentemente si è realizzato all'interno della palestra dove i bambini durante la settimana svolgono attività di musica e appunto motorie. Il venerdì invece questa palestra viene trasformata grazie alla collaborazione, e anche questo è un punto molto interessante, tra Una Mano per un Sorriso for Children, War Friend, che è un'altra associazione italiana che ha costruito e gestisce l'ospedale Nema Hospital lì a Nairobi, e un'altra associazione italiana che si chiama Pagnano ODV gestisce e sostiene questa clinica dove tutti i bambini delle baraccopoli con problemi motori e non solo possono venire a ricevere dei trattamenti gratuiti. E fino a qui sembra già il progetto, ma in realtà proprio quello che stava sottolineando il sindaco è la chiave del nostro sogno, di come volevamo diventasse questo progetto, e quindi l'attenzione non solo più al bambino ma anche a quello che sta attorno al bambino, no? Quindi soprattutto a queste mamme. Non per niente questo video è stato incentrato proprio sulle mamme, su queste donne che si svegliano alle 5 del mattino per venire a portare questi bambini alla clinica, che riescono a trovare qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, qualcuno con cui proprio condividere la loro vita difficile, ricevere in cambio un sorriso, una carezza, semplicemente l'ascolto, la musica.
all'interno della clinica abbiamo inserito, e magari la prossima volta sarà pronto anche questo video, i volontari che interagiscono con queste persone, quindi c'è qualcuno che suona, che canta per loro. Provate a immaginare queste donne che nella loro vita lavorano in discarica e in questa giornata devono rinunciare addirittura alla loro, dove lavorano tutto il giorno per poche decine di scellini, che significa insomma all'incirca possono guadagnare 2-3 euro al giorno per portare avanti la loro famiglia, perché comunque sanno che questa è un'opportunità per i loro figli e vogliono regalare ai loro bambini questa opportunità portandoli da noi, ma in cambio ricevono gratitudine. E questa gratitudine si dimostra attraverso un sorriso, un abbraccio, una parola. E secondo me uno dei problemi più grandi del nostro mondo è proprio la perdita dell'umanità in tutto quello che facciamo. Allora andiamo dal Kenya a Fossalta, andiamo a vedere questo video che ha portato il sindaco Sartoretto. Andiamo a vedere. Allora, Sindaco Sartoretto, non le sembra che forse è arrivato il momento anche per voi di far conoscere il territorio? Chissà anche a Fossalta quanti, perché sono sicura che ci stanno guardando. Certo. Ma guarda, cos'è quello? Ma non sanno neanche cos'è la Casa Gialla. Allora, Sindaco, spieghiamo perché questo video. Allora, Fossalta ha il privilegio, diciamo l'onore, di aver ospitato uno dei più grandi scrittori americani, Ernest Hemingway, che nel lontano 1918 ha voluto arruolarsi.
ma per un difetto della vista non l'hanno arruolato e quindi ha deciso di venire in Italia come volontario, visto che prima parlavamo di volontariato. Ed è arrivato in Italia con la Croce Rossa ed è arrivato proprio a Fossalta per prestare servizio. Era giovanissimo, aveva 18 anni, quindi anche molto inesperto probabilmente. E nel territorio di Fossalta, proprio in una zona che abbiamo visto nel video, la notte dell'8 di luglio 1918 fu ferito. Insomma, l'episodio del ferimento forse è conosciuto a tanti, ma fu ferito vicino a quella casa che abbiamo visto nel video di mattoni, ma lui l'ha sempre definita la casa gialla nei suoi scritti. Perché? Si pensa perché lui nei suoi sogni, nei suoi incubi dopo il ferimento, riviveva probabilmente il ferimento e vedeva questa casa non gialla perché fosse gialla, ma probabilmente gialla perché la vedeva così per gli effetti dei fumi, delle granate, quindi un po' è stata soprannominata la casa gialla. Molti effettivamente anche nel nostro territorio non lo conoscono, non la sanno questa storia. Poi vabbè, da lì Hemingway fu curato, si diresse prima a Monastier, poi a Milano, dove fu curato e poi insomma tutta la sua storia. Ritornò però molti anni addietro a Fossalta, nell'età matura, e volle venire a rivedere il posto in cui fu ferito, e questo lo racconta nel suo romanzo Di là dal fiume tra gli alberi, che tra l'altro del quale è stato fatto un film e girato anche alcuni anni fa per alcune scene proprio nei nostri territori, esattamente dove lui fu ferito. Questi film non li mandano mai? Ma appena è uscito, stanno girando i trailer in questi giorni. Magari va a Roma, perché da là si muove tutto, magari il sindaco, forse anche i sindaci vanno un po' più a Roma, forse riusciamo a vedere qualcosa di anche più del nostro merito. Sentiamo Paola da Campo San Piero, poi andiamo da Paola Viola. Ciao Paola. Ciao Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Ciao cara. Ciao, mi ricordo l'anno scorso, la volontaria, quando ho portato appunto i video, era con un ragazzo che mi ricordo che insegnavano ai bambini a nuotare e altre attività, insomma. E mi viene in mente 3 giorni fa l'ultimo naufragio di un barcone, sempre avvistato prima da Frontex, che non si sta soccorso, fatto adesso non me ne intendo tanto, però penso che Cutro sia stato proprio un grande menefreghismo rispetto a vita delle persone. E poi questi giorni qua dove sei a sinistra, sei con i gossip in ferie o con i gossip, queste cose qua, dove sei chi sei? Se in Francia si setura il naso per votare a sinistra, qualcosa dobbiamo fare. Scusa sta riflessione, che la vita delle persone è più importante, però insomma è una cosa che mi viene proprio da vomitare, ecco. Ti ringrazio, buona giornata a tutti, ciao Mirella. Allora, cara Paola, lo diciamo all'altra Paola, ma è possibile che in Italia si sente parlare, adesso dico una parola, dice Madonna, mi fa saltare il posto, ma non me ne frega niente, di puttanieri, amanti, uomini, donne, famiglie che non esistono, quel ragazzo che mi ha detto Mirella sono confuso, non capisco più chi è la mia famiglia, ho 4 genitori, 8 fratelli, non so più chi sono, la confusione che stiamo generando nei giovani e poi pretendiamo i buoni esempi. Allora, sindaco stavolta e poi Paola, dai, sindaco, ma è possibile continuare con i problemi che abbiamo a insistere su queste cose orribili? Esatto, perdiamo tempo in cose che non sono assolutamente degne di importanza e poi c'è un'indifferenza totale rispetto a quelli che sono i veri problemi, quindi, e da qui
mi ricollego ai discorsi che abbiamo fatto all'inizio, dall'indifferenza nasce anche la difficoltà nel trovare gente che si spenda per gli altri sul territorio, da qui la difficoltà proprio di trovare volontari e di far così rimpolpare l'ambito del terzo settore. Mi complimento con Paola che ha, mi scusi, mi permetto anche di chiamarla per nome, ma la bravura nel trovare, perché probabilmente ha saputo emozionare. Invece ai giorni nostri purtroppo c'è sempre di più l'indifferenza a prevalere, un'indifferenza che non passa solo attraverso i giovani, ma passa, e a mio avviso parte dalle famiglie, in cui probabilmente vengono a mancare determinati valori che poi non si tramandano ai ragazzi. Non possiamo incolpare solo i giovani, dobbiamo un attimo fare un esame di coscienza anche a noi, al nostro modo di vivere, di pensare, di parlare, perché poi i giovani sono spugni, assorbono quello che sentono in casa. Il buon esempio è la prima forma di volontariato. Perché e non mi sembra che in Parlamento ci sia tanto buon esempio, Sindaco, lei è anche una politica, perché alle volte manca. Ecco, alle volte manca e poi andiamo a parare dove se continuiamo così. Allora Paola, che video vuoi vedere, poi commenti, perché devo correre quei video. Dai tu la scaletta dei video che sai cosa mi hai mandato. Allora, quello delle emozioni sicuramente, dei colori delle emozioni, perché parliamo di emozioni. Che quello l'abbiamo già visto prima. Perché mi sa che aveva switchato un altro video, Mirella, ha fatto vedere quello delle classi di computer ma non quello delle emozioni, e poi mi piacerebbe far vedere... Allora guardiamo con quello e poi commentiamo e rispondi anche al sindaco Sartoretto su quello che ha detto e cosa ne pensi tu che tocchi invece queste famiglie dove c'è il sorriso, non hanno niente ma sorridono, stanno male ma sorridono. Noi abbiamo tutto ma siamo sempre tristi, sempre arrabbiati, l'accoglienza non esiste più. Ecco, non so, io ho l'emozione, ma viviamo ancora di emozioni. Prima io mi sono emozionata con la cultura, con l'arte, è l'unica cosa ormai. Cosa dobbiamo fare? Andiamo a vedere il video. Quale, Paola? Quello dei colori delle emozioni. Non c'è, non ce l'abbiamo, mi dicono dalla regia. Ubuntu, ecco, che è una classe. Allora vai. Nemmeno, neanche quello. Io ho, allora, situazione iniziale, situazione finale. Allora facciamo situazione finale. Situazione finale. Tutto questo lo abbiamo costruito insieme. Ci hai sostenuto nella realizzazione di questo nuovo Smiling Center e hai creduto nei nostri talenti. Ora è arrivato il momento di capire come sostenerlo. Per farlo abbiamo creato il programma Adotta un talento. Con soli 20 euro puoi dare la possibilità a un nostro studente di scoprire e coltivare i propri talenti. Oppure puoi acquistare la nuova maglietta Limited Edition dello Smiling Center con lo skyline di Nairobi. Disponibile in 2 colorazioni, rossa e nera, con un'offerta minima di 20 euro. Puoi prenotarla mandandoci una mail o un messaggio in direct. Un passo alla volta, un sorriso alla volta, ma soprattutto un talento alla volta. Smiling Center, exactly here, the Smiling
Allora Paola, continua il sindaco Dorighetto Sartoretto a chiedersi: ma come fa Paola ad avere tutti questi giovani ragazzi, ragazze? E là che ti guardi incantata e dice: guarda quanti giovani. Allora Paola, oltre a commentare il servizio che abbiamo visto, ma io li farò vedere questi video che tu mi manderai, se non li troviamo li farò, tu lo sai che io li faccio vedere anche se tu non sei presente, li faccio commentare con gli ospiti. E hai sentito Paola che si ricorda, Paola da Campo San Piero, che si ricorda, vedi quanto importanti sono i video. Vai Paola, poi sentiamo anche il sindaco Sartoretto. Allora, questo video ci tenevo particolarmente a farvelo vedere perché è un po' Allora, questa è la fine di 15 giorni di missione dove tantissimi ragazzi, cioè 10 volontari, hanno lavorato insieme. In particolare vorrei citare Alberto Vassallo e Marica Barbieri, che sono due musicisti che sono venuti appositamente a insegnare ai ragazzi musica. E voi pensate che questa canzone che hanno cantato i bambini è stata scritta interamente dai bambini, dalle parole, melodia alla musica, tutto. Quindi non c'è niente di costruito da noi, e quello che hanno fatto i volontari è essere guida. Ma la cosa incredibile è che questo gruppo di 10 persone si è supportato insieme per aiutare questi due volontari a portare a termine questa impresa, diciamo, perché insomma in 15 giorni all'interno di una baraccopoli, in un posto completamente nuovo, dove non riuscire a interagire con i bambini e a creare questa cosa, sembra, diciamo, che una scuola neanche in anni forse riuscirebbe a realizzare un progetto. Ma la cosa bellissima è che a questo video riusciamo a farvi vedere i bambini, il loro talento, la loro energia, le loro parole. Grazie per aver creato questo centro, perché mi fa sentire come a casa, mi feel at home. Cioè questa canzone mi è riecheggiata e penso fino a stanotte. Quindi la bellezza di questi ragazzi, i loro talenti e soprattutto l'amore che hanno per la scuola, per l'istruzione, la consapevolezza incredibile a 10 anni, 12 anni, 13 anni, che lo studio, l'istruzione, l'arte, la cultura sarà la loro salvezza. E questo sicuramente è un grande di questo progetto, non solo mio, ci tengo a farlo, ma di tutte le persone che sono venute a trasmettere i loro talenti in questi 3 anni. E questa cosa oggi lo Smiling Center esiste. La salvezza di questi ragazzi attraverso i loro talenti è una possibilità. Allora Paola Viola, io ti manderò i video che mi ha portato e mi ha mandato il dottor Andrea Henry, questi bambini con la Turandot. Ecco, faremo una Turandot in Africa, è bellissimo, in Kenya, e penso che faremo felici anche i bambini. E se avrai bisogno di qualcosa chiederemo anche al direttore Andrea Edi, che ha una sensibilità che va oltre le righe, perché dobbiamo iniziare proprio da questo. Io penso, sindaco Sartoretto, a non essere razzisti, a non vedere più il colore nero come un colore che fa paura, qualsiasi colore. Questa purtroppo noi viviamo ancora su paesi, ecco, mi fa piacere che dica questo di sì con la testa, che non va bene, ecco, che il diverso non sono tutti ladri, spacciatori, delinquenti, queste parole non hanno colore, sono di tutti i colori, perciò uno diverso dall'altro, però soprattutto per cercare di coinvolgere questi ragazzi. Ecco, io questi ragazzi degli baby gang, invece di metterli nelle comunità, li manderei tutti da Paola. Ecco, io sono convinta che Paola se li porterebbe tranquillamente di là, e penso che non ci sarebbero neanche tanti problemi. Forse pagare questi viaggi per redimirli e fargli toccare cos'è la povertà, la disperazione, la malattia, farebbero molto di più di comunità o di giorni in carcere. Ecco, io penso di sì, sono ragazzini alla fine che forse
forse se riescono a capire che la strada è un'altra faremmo solo che bene. Cosa dice il sindaco Sartoretto? No, ha detto una gran cosa, perché queste situazioni di ragazzi problematici che poi vengono in qualche modo allontanati, inseriti in strutture residenziali, quindi in comunità, di fatto non abbiamo la certezza, mi dispiace anche dirlo, ma abbiamo la certezza che poi nel momento in cui raggiungono la maggiore età e quindi sono liberi di andarsene, abbiano maturato una consapevolezza di quella che è la strada giusta da percorrere. Hanno forse proprio bisogno di capire sul posto attivamente, vedendo e lavorando quello che è il giusto modo di vivere, e penso che esperienze di questo genere debbano essere veramente condivise. Ma intanto che andava il video prima pensavo che sarebbero una bella esperienza anche da far vedere anche ai ragazzi delle nostre scuole, partendo anche da quelli più piccoli, perché in questo modo si comincia a creare una sensibilità, l'emozione, come dicevamo prima. Non a caso alla scuola dell'infanzia gli insegnanti lavorano molto, no, sulle emozioni, insegnano, cantano sulle emozioni, perché sono la base poi del nostro vivere, e quindi queste esperienze fatte da questi giovani secondo me dovrebbero essere condivise anche all'interno delle scuole con i nostri ragazzi. Speriamo che qualcuno ascolti il sindaco, perché per far capire da dove bisogna partire. Bravissima, da dove? Perché c'è un inizio che si può partire. Perché in questo momento abbiamo, in questa epoca storica in particolare, abbiamo ragazzi che sono staccati dalla realtà, no? Vivono spesso in realtà virtuali, troppo legati ai videogiochi piuttosto che alla rete in particolare, e hanno bisogno di tornare ad essere inseriti nel mondo reale. E penso che vedere che nel mondo ci sono ancora situazioni di criticità, di fragilità, come quelle che stanno seguendo i volontari di Paola, possa aiutare a far capire che bisogna un attimo riconnettersi e tornare con i piedi per terra. Abbiamo in linea la nostra Giulia da Venezia. Ciao Giulia cara. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e alle tue care ospiti che hai là, alla signora sindaca e alla l'istitutrice volontaria con i suoi volontari. Paola Viola. Ecco, la signora Paola, che hai fatto vedere i video, Mirella. Sì, Mirella, guarda, condivido tutto quello che ha detto, perché è proprio l'istruzione, Mirella, che salva quei ragazzi là. Perché sai che ti raccontavo di quel missionario che veniva qua da me del Congo e che veniva qua, è venuto anche a mangiare, anche quando c'era mio marito, i miei figli. Adesso è tanto che non lo vedo perché c'è là una baraonda in Congo, non viene più qua in parrocchia. Però Mirella, quando gli davo, sai che gli facevo e lui mi diceva cosa devo fare, dicevo faccia lei, e diceva guarda, impegniamo per l'istruzione di questi ragazzi, perché se vengono via dalla strada si salvano. E allora Mirella, volevo dire che gli faccio tanti auguri, tanti complimenti a sta volontaria, a signora Paola, perché veramente fa una cosa che vedrà che gli sarà ritornato. Mi diceva il missionario, ti ritornerà il 1000 per 1000, e ha ragione, perché Mirella, guarda, anch'io ne ho passate tante, lui ha pregato tanto, sono ancora qua e ringrazio la signora che fa tutto questo bene, che vedrai che gli ritornerà indietro. Anche a te Mirella, tutto quello che fai, che hai fatto, che farai Mirella, perché guarda, non c'è nessuno che fa quello che fai tu Mirella. E la signora sindaca, saluto tutti, vi auguro una buona giornata, ciao Mirella. Cara Giulia, ti ringrazio delle parole che mi emozionano, ma sai che siamo in tanti, non è solo la Mirella. Quando la Mirella fa vedere quello che riesce a fare è merito vostro, siete voi la mia benzina. Siete voi che mi mettete la benzina nel motore, poi il motore parte, ma se non c'è la benzina il motore non parte, e voi siete la mia benzina. Io so di quello che c'è anche bisogno e cerco di dare quel piccolo contributo, ma almeno noi la goccia nell'oceano la mettiamo. C'è invece chi ha tanto e non
non mette la goccia nell'oceano. Io ieri portavo un esempio, sindaco, proprio alla Confartigianato, dicendo che i nostri capitani d'industria con la quinta elementare hanno fatto grande il nostro paese. Certo. Eravamo la quarta potenza mondiale, non c'erano le multinazionali che sono adesso, erano loro, i nostri artigiani, i nostri industriali, e la prima cosa che facevano quando facevano le fabbriche, oppure vicino alle fabbriche, costruivano le case per gli operai. Sì. Ma guarda te, allora io ieri ho detto, forse qualche yacht in meno e qualche palazzo in meno, visto che sono anche vuoti, e pensare di più a questi operai, a queste famiglie, a queste persone che arrivano anche dal Kenya, da altre realtà che non trovano alloggio, anche se hanno il lavoro, il contratto di lavoro, non trovano alloggio. Ecco, forse avere una visione più ampia che avevano i grandi condottieri nostri, i capitani di industria con la quinta elementare, che all'estero li mettevano il tappeto rosso e noi qua non li guardavamo neanche, non noi, ma la politica in generale. Ecco, forse dobbiamo fare dei passi indietro. Cosa dice, sindaco? No, è vero, è corretto quello che dice, perché veramente l'Italia è nata da queste persone che con un'istruzione anche ridotta e limitata ma hanno saputo vedere avanti, guardare avanti, e soprattutto hanno saputo fare squadra, perché le aziende che hanno funzionato meglio, che sono cresciute per merito del titolare, dei fondatori, ma anche della squadra che si è creata con i collaboratori. Adesso in quest'ultimo periodo, in questa epoca storica, sentiamo sempre a parlare di welfare, no? Perché dobbiamo far star bene i nostri lavoratori, ma ci chiediamo se quello che diamo ai lavoratori è vero welfare, e quindi dovremmo forse guardare un po' indietro e cercare di farci fare un po' scuola da quello che è stato il mondo dell'imprenditoria di qualche decennio fa. Adesso sì, per carità, l'innovazione, la tecnologia, cose bellissime, utilissime, però penso che riguardarci un po' indietro non farebbe male, soprattutto per ricreare quegli ambienti di lavoro in cui oltre al lavoro c'era la squadra, nasceva l'amicizia, c'erano i rapporti. Adesso c'era la persona, non un numero, esatto. Cosa che per carità nelle piccole aziendine nel nostro territorio probabilmente esiste, sono sicura esiste ancora, ma nelle grosse realtà, soprattutto nelle grosse città dove le aziende e le industrie sono di un certo spessore, di una certa entità, i dipendenti, i lavoratori sono numeri. Allora abbiamo la nostra Nadia. Ciao Nadia cara, come stai? Bene, grazie. Sono contenta. Ciao a te e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, il giorno che ero all'ospedale, che attendevo per essere dimessa, hanno ricoverato nella mia stanza dove ero una signora del Senegal. Mi ha fatto tanta di quella pena. Aveva dei coliche, crampi, non so, e aveva un bimbo di 2 mesi. Le attenzioni che ha avuto questa signora dagli infermieri, dalle OSS, erano tutte attorno a lei. Veramente sono stata stupita. No, che dicono che non sono estromessi. Insomma, vedere cosa hanno fatto. Dopo un certo punto se ne sono andati e ero io da sola e ha dovuto allattare il bimbo. Era una meraviglia. Volevo farmi una foto per far vedere questo bimbo com'era. E dopo non vedevo che si attorcigliava, che si piegava. Mi faceva una pena immensa, e a un certo punto ha messo il bambino e le chiedeva scusa amore, scusa, la tua mamma, scusa, ti chiedo scusa. Ma non so cosa volesse dire con chiedere scusa a questo bimbo. Non era colpa sua se stava male. E dopo l'ho preso perché non riusciva a farlo il ruggito e me lo sono impresa in braccio. Ho provato un'emozione grandissima.
Grazie, arrivederci e buona giornata. Cara Nadia, che bella questa telefonata. Ecco, Nadia che si emoziona vedendo questo bambino, vedendo questa mamma che soffre, questa mamma che ha un colore diverso dal suo, questo bambino che sente chiedere scusa dalla mamma. Io penso, Paola, dimmi tu, che forse lei chiedeva scusa perché, tu sai che io ho il banco solidale, perciò le vedo, queste mamme hanno sempre i loro bambini attaccati al loro corpo, sono tutt'uno, loro fanno qualsiasi cosa con il bambino proprio avvolto in questo scialle che loro hanno, che nodano in una maniera incredibile, che non cade mai questo bambino. Noi li facciamo cadere dal passeggino, ce li dimentichiamo in macchina, tanto per dire. Eppure questa scusa secondo me è perché lei staccava dal proprio corpo il bambino. Cosa pensi, Paola? Sì, sicuramente loro hanno un attaccamento particolare, una trasmissione emotiva, empatica proprio nei confronti dei loro figli molto forte, soprattutto nei primi mesi di vita, anche perché molte donne dobbiamo considerare il fatto che sono loro e il loro bambino e quello diventa il loro mondo, perché purtroppo molti padri abbandonano queste donne nel momento in cui partoriscono, quindi c'è una sinergia, si crea proprio trasmissione di amore, di empatia incredibile tra una donna e un bambino piccolo. Questo sicuramente, forse lei chiedeva scusa perché non riusciva a prendersene cura sufficientemente, secondo lei, in modo amorevole. Ecco, penso anch'io questo. Sì. Allora Paola, un'altra cosa, poi dobbiamo lasciarci, ma ti prometto che manderò tutti i video e li commenterò assieme alle persone, perché è quello l'importante, che giunga questo messaggio. Ti metterò in contatto anche se hai piacere con il sindaco Sartoretto, che magari avrebbe piacere di scambiare anche qualche parola con te, perché secondo me voi siete quelli che possono insegnare, perché toccate con mano quello che veramente c'è bisogno. Ecco, questi ragazzi che anche il sindaco Sartoretto avrà nel suo paese sopra le righe, ma fargli fare un bel giretto non sarebbe male. E sai perché lo dico, sindaco Sartoretto? Perché io ho avuto proprio una mamma che aveva questo problema con sua figlia, molto sopra le righe, anzi di più, è andata in Africa, è tornata un'altra ragazza. Non ha più fatto assolutamente niente. Io parlerò anche con chi di dovere di questo mio progetto, invece di spendere soldi inutili, visti che tutti facciamo fatica e ne abbiamo sempre pochi, cercare di far capire a questi ragazzi che forse con dei percorsi diversi recuperiamo di più, che non richiuderli o fargli fare delle cose che non servono a niente. Cosa ne pensa sindaco Sartoretto? No, penso che, come diceva prima, che sarebbe effettivamente una strada da provare a percorrere, perché tra l'altro ricordiamo che gli inserimenti in queste strutture di recupero per questi ragazzi sono molto costose e sono tutte a carico dei comuni. Quindi comuni che poi devono trovare le risorse spesso e volentieri tagliando altri servizi, magari dedicati ad altri ragazzi più corretti, definiamoli così, o tagliandoli alla scuola piuttosto che ad altri ambiti del sociale. Quindi una soluzione alternativa rispetto agli inserimenti in comunità di ragazzi che hanno delle problematiche, per carità alle volte sono problematiche legate alle famiglie, quindi è corretto pensare di scindere il nucleo familiare per tutelare i ragazzi, ma alle volte sono situazioni di bullismo piuttosto che di sbandamento, per cui sarebbe forse più utile far capire quello che nel mondo si può trovare, quanto fortunati sono i nostri ragazzi a vivere qua, che hanno di tutto, hanno tutte le possibilità, stanno bene, e invece ci sono ragazzi che sono decisamente meno fortunati. Grazie alla dottoressa Alessandra Sartoretto, sindaco di Fossalta di Piave, primo mandato, centrodestra, ma avete capito come stiamo ragionando con i nuovi sindaci e le nuove sindache in maniera diversa, perché sono molto aperti. Allora, a me piace fare retromarcia, Paola, perciò io concluderò con questo video finale, ti saluto, con situazione iniziale, visto che abbiamo visto la finale, adesso invece andiamo a vedere la situazione iniziale. Grande Paola, grazie sempre, un abbraccio, situazione iniziale e poi andiamo in pubblicità.
Nel mese di maggio, come sapete, vi abbiamo raccontato più volte, il Kenya è stato colpito dalle fortissime alluvioni. Alluvioni di per sé hanno causato tantissimi danni alle strade, alle case delle persone, eccetera, ma non solo questo. Appena il fango e l'acqua si sono ritirate, lo Stato del Kenya ha deciso di abbattere tutte le costruzioni, quindi abusive ovviamente, che si trovavano entro i 30 metri dai fiumi. Questo perché? Perché i fiumi ovviamente non hanno retto le inondazioni e quindi comunque queste costruzioni erano in pericolo, e come le persone all'interno delle costruzioni. Anche le nostre scuole sono state colpite da questi avvenimenti, e in particolare la Smiling Court, che è la strada dove si trova la Smiling School Lucky Summer e lo Smiling Center. Anche qui sono arrivate le ruspe che hanno cominciato ad abbattere tutte le costruzioni alla fine di quella strada. Per quanto riguarda tutte le costruzioni vicino ai fiumi, questo ha procurato ulteriori danni. L'ulteriore danno più importante è quello di una diminuzione della sicurezza nei quartieri, perché comunque moltissime persone si stanno spostando, ovviamente moltissime persone in difficoltà stanno arrivando dalle zone della discarica. Quindi anche la nostra strada ora non è più una strada sicura. Per questo motivo abbiamo deciso, per proteggere le scuole, il centro, ma anche tutta la comunità di cui ora facciamo parte, abbiamo deciso di ereggere un nuovo muro che possa fermare le gang, fermare praticamente il loro passaggio e rimettere in sicurezza i nostri bambini. Demolition happened here. You can see the river, where the river is end. From the river to this place, they demolished all these houses. As you can see, it happened even all this side. So when the demolition happened, we decided to do something. Something is to put a fence here because of security. It's very dangerous because when you see, this is the Dandora dumping site. With the Dandora dumping site, some men are jumping from the Dandora dumping site here, and they came this side to steal from us. They steal, they are thugs, dangerous one, coming from that side. And that's why we need to put something like a fence here to block it so that they will not be able to come at this side. It's working and at the same time it's exercise. La raccolta fondi in memoria di Vincenza Saracino, la cinquantenne uccisa a coltellate a Canizzano il 2 luglio scorso, è andata a favore delle donne vittime di violenza. L'ha deciso il marito, che con la famiglia ha voluto donare quanto raccolto al funerale di Vincenza al centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso. Un gesto di generosità accolto con commozione e gratitudine dal centro. Per noi sono molto importanti, non per sé la quantità dei soldi che ci arrivano, ma per il gesto che viene fatto, perché questo ci spinge a migliorare sempre più i servizi che facciamo all'interno del centro antiviolenza e quindi a dare anche un maggior sostegno alle donne. Certo serve anche un grande cambiamento culturale, però forse proprio anche da questi gesti che avvengono sempre di più in questi ultimi anni, forse qualcosa si sta muovendo in questo senso. Una donazione che lancia anche un messaggio di speranza, ma anche un sostegno concreto alle attività messe in campo ogni giorno dal Telefono Rosa di Treviso per aiutare le donne vittime di violenza. Tutte le donazioni sono importanti perché chiaramente i finanziamenti che noi riceviamo dalla Regione e dallo Stato per le attività del centro antiviolenza non sono elevati, mentre noi nel nostro servizio abbiamo professioniste, psicologhe, avvocate e operatrici all'accoglienza specializzate proprio nel seguire le donne vittime di violenza. Ad oltre un mese e mezzo dall'efferato delitto, l'assassino di Vincenza è ancora in libertà. Le indagini continuano, ma al momento il killer della donna non ha ancora un nome né un volto. Secondo gli inquirenti si tratta di una persona che sicuramente conosceva bene la cinquantenne e che forse, ma le analisi sono ancora in corso, potrebbe aver lasciato delle tracce del suo DNA sulla bici o sul luogo del delitto. Allora vi presento subito un'ospite graditissima che è Stella Di Bartolo, presidente Telefono Rosa di Treviso, che saluto e ringrazio di essere qui questa mattina
per capire e perché ci darà i numeri. Noi li stiamo già dando, ma sono altri numeri, poi proprio dammo i numeri. Lei invece darà dei numeri reali. Sentirete questi numeri. Grazie Stella, prego. Allora io intanto ringrazio per l'invito ed è sempre un'occasione per approfondire i temi della violenza di genere fuori dalle giornate e dalle occasioni, diciamo così, istituzionali. Volevo dare un numero per quanto riguarda i primi 6 mesi dell'anno 2024. Ovviamente io faccio riferimento al Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso, che è uno dei 5 centri della provincia. E posso dire che nel al 30 giugno del 2024 abbiamo avuto 174 accessi di donne, di cui 83 nuove prese in carico. Al 30 giugno del 2024 come centro antiviolenza abbiamo avuto in carico 142 donne. Cosa vuol dire la presa in carico di una donna? È il nostro lavoro che inizia attraverso il colloquio di prima accoglienza con le operatrici che si occupano della storia della donna, fanno la scheda e poi in base al narrato della donna viene indirizzata o verso una utilissima consulenza psicologica oppure in una più immediata consulenza legale per provare a dipanare la matassa di quello che è il vissuto della donna, che la donna ci porta. E poi tutta una serie di attività collaterali che impegnano molto le operatrici del centro per cercare di consolidare l'autonomia della donna fino a poterla portare alla fuoriuscita dalla violenza. Allora, Presidente, quello che preoccupa è che nonostante tutti questi grandissimi sforzi di comunicare anche a queste figure femminili l'importanza di capire come si devono muovere, cosa devono fare, perché voi ce la state veramente mettendo tutta, veramente si rimboccano le maniche tutti i giorni per far capire anche a questa donna che deve proteggersi, non deve dare il là. Però si continua a pensare che questo uomo, che è stato tuo marito, il tuo compagno, non arriverà mai a darti una pugnalata, a spararti, a sfregiarti, a stuprarti. Perché questa fiducia, nonostante tutto, ecco, si cerca ancora di dare l'ultima chance? Ma sì, dai, l'ultima volta parliamo assieme, vediamo. Ed è proprio l'ultima volta per tante, per tutte, oppure finiscono all'ospedale. Ecco, cosa c'è che non va in noi, in molte di noi, che non riusciamo a capire, qua parlo naturalmente a 360 gradi, che il pericolo è dietro l'angolo, quando lo fai entrare in casa, sali in macchina, gli dai un'ultima possibilità. Cosa c'è che non riusciamo a capire, Stella? Perché i numeri sono numeri, da là non si scappa. Ma io credo che la risposta forse la potremo trovare in la domanda sarebbe da fare più che altro a uno psicologo, uno psichiatra. Che è caduta la linea, volevo farla, perciò devo farla a te, perché è proprio caduta. L'avvocato, presidente del centro antiviolenza, qua cosa dice? Dice che è difficile perché noi siamo inserite in un contesto sociale in cui la donna purtroppo deve mantenere sempre il suo ruolo ed è ancora difficile comprendere come l'autonomia e l'indipendenza sono il reale mezzo per poter, se non evitare o abbattere completamente questa dinamica di sottomissione o di violenza, ma che comunque è la strada per poter ridurre o comunque ridimensionare il fenomeno. Finché noi ci mettiamo in non conosciamo a fondo che cos'è la violenza sulle donne e noi come donne non ci
non accendiamo i campanelli d'allarme perché magari siamo innamorate, perché magari riteniamo che sia giusto così, ma non è giusto così, perché l'amore non è violenza. Uno schiaffo, una frase detta una frase offensiva, anche la continua il continuo sminuire la donna, alla lunga lavorano sulla propria autostima e si ritiene che quello che dice l'uomo maltrattante sia vero e che noi stesse è giusto che sopportiamo questo perché evidentemente siamo sbagliate. Quindi proprio secondo me parte da una mancanza di lavoro d'insieme delle donne stesse per comprendere come in realtà noi valiamo e la nostra autonomia, la nostra indipendenza e la nostra personalità non deve passare solo ed esclusivamente attraverso una realizzazione con un uomo o con un compagno. Noi siamo persone e come tali dobbiamo valorizzare la nostra personalità. Forse non siamo ancora, evidentemente non stiamo lavorando ancora sufficientemente in modo chiaro. Anche allora noi. Stella, io vedo la tua montatura di occhiali che mi ha colpito molto. Dove vedete anche a casa, Stella ha questa montatura dove c'è una lente rettangolare e una rete rotonda. Forse dobbiamo metterci degli occhiali come i tuoi per capire che forse dobbiamo avere due visioni della donna. La donna fragile, la donna che non riesce a ribellarsi e la donna invece che ce la fa. Ma noi l'attenzione dobbiamo metterla su quella e dobbiamo guardarla con questa lente, la fragilità di questa persona. Il problema è che non abbiamo i supporti. Tu prima hai detto una frase importante, noi riusciamo a fare quello che facciamo, siamo volontari, non è che possiamo risolvere tutti i problemi delle donne, però dobbiamo iniziare a guardare, forse con una lente diversa, il bisogno di quella donna fragile, questa donna che si rivolge alle forze dell'ordine, che fa le denunce, ma molte volte viene uccisa. Perché? Perché giustamente la legge non è che la protegga più di tanto, perché se dopo 7 denunce, 5 denunce, come abbiamo sentito anche in tempi recenti, questa donna non viene protetta, io mi domando, ecco, cosa servono le panchine se poi non c'è il dopo panchina? Perché io mi siedo sulla panchina, ma se dopo non so dove andare, a chi rivolgermi, perché giustamente gli investimenti sulla donna, sulla famiglia, ecco, sono pochi, l'ha detto Stella Di Bartolo, perciò lei sa quello che dice, non si va da nessuna parte e questa donna è sempre con le spalle al muro perché ci sono i figli, situazioni economiche, non è mica così semplice lasciare la propria casa, questo uomo, questo compagno, se non sei economicamente forte. Prego Stella Di Bartolo. Beh, noi come centro antiviolenza siamo in grado di, nell'immediato, di attivare una linea di protezione per la donna e anche di proporre alla donna che prende il coraggio, viene da noi e non denuncia e chiede aiuto per la sua situazione, perché noi non siamo le forze dell'ordine, non siamo nemmeno i servizi sociali, noi siamo uno spazio di ascolto per la donna. Certo, poi attiviamo tutta una serie di meccanismi che le permettono di poter essere messa in protezione nel caso di necessità, di poter essere agganciata dai servizi sociali qualora non l'abbiano già fatto loro stessi di loro spontanea volontà. È molto costoso aiutare una donna, non parlo di costi solo e prettamente economici, perché sono tante le agenzie che vengono investite di questo aiuto e
quando una donna poi la lasci, la metti in protezione, ma la protezione dura un certo tempo e poi cosa fa questa donna? Piano piano stiamo lavorando per cercare di creare percorsi di fuoriuscita totale dalla violenza. Certo, la donna deve fare anche un lavoro su se stessa e viva Dio, almeno nel centro antiviolenza che io qua rappresento, abbiamo tante professioniste che contribuiscono a fortificare la consapevolezza di quello che è un vissuto di violenza e di come poi puoi attivare le tue risorse migliori, perché le donne le risorse le hanno. Tutto sta trovare la strada giusta. Spesso ci riusciamo, purtroppo succedono delle cose che sfuggono anche alla previsione, perché le leggi hanno un valore generale astratto, per cui credo che sia molto difficile neutralizzare totalmente il rischio. Ci sono dei casi in cui il rischio non è prevedibile. Però almeno dove sono prevedibili, se ci siamo, visto che questa donna denuncia, cerchiamo di metterla subito in protezione, non di cercare scusanti, perché la legge purtroppo prevede quello, non prevede l'arresto immediato, il percorso immediato dopo una denuncia di questa persona. Si è fatto qualcosa, questi percorsi maschili che poi non tutti fanno, per fortuna adesso i giudici possono decidere anche finalmente, dopo tanto che diciamo di farglieli fare a questi uomini questo cambiamento maschile. Allora andiamo a vedere il telefono rosa Treviso. Sono state 344 le donne che nel 2023 hanno contattato il centro antiviolenza di Telefono Rosa Treviso. 140 di loro sono nuove richieste di aiuto, solo 51 hanno però sporto denuncia, mentre 43 prima di arrivare al Telefono Rosa sono passate dal pronto soccorso. Complessivamente ogni anno sono oltre 1000 le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della Marca. Per quanto riguarda l'età, i casi si stanno distribuendo in modo equilibrato nella fascia tra i 30 e i 60 anni, ma sono sempre più le giovani, anche al di sotto dei 20 anni, che chiedono aiuto. Il 60% delle vittime di violenza ha bambini piccoli. Su 66 donne con figli al di sotto dei 18 anni, 30 i bimbi o i ragazzi che hanno assistito ai soprusi. Numeri in aumento perché sempre più coloro che hanno la forza di chiedere aiuto, ma questo richiede un incremento delle strutture come le case rifugio o gli appartamenti di transizione, attualmente non sufficienti a far fronte alle richieste di protezione. Spesso noi anche ci siamo rivolte ad altre case rifugio di altri centri antiviolenza di altre province del Veneto. Rimane però un sommerso di donne che non sa a chi rivolgersi o ha paura a chiedere protezione. È anche a loro che è rivolta l'iniziativa che coinvolge Provincia, Telefono Rosa e MOM. Pensiamo possa essere un'opportunità per raggiungere coloro che ne hanno bisogno in completo anonimato, trovando in questo appendino i punti di riferimento necessari. Sugli autobus verranno affissi manifesti e appendini da poter portare via con sé, con i riferimenti del centro antiviolenza. Raggiungere le donne vittime di soprusi o i loro familiari è l'obiettivo del progetto, che punta però anche a parlare alle ragazze, sempre più vittime di molestie da parte di coetanei. Che cosa c'è di più social del mezzo di trasporto pubblico? Adesso magari i ragazzi rideranno, però è così, la loro vita va sulle ruote e quindi un impatto così immediato spero che, anzi sono sicura che porterà un po' l'attenzione. Con i suoi 500 autobus e 40.000 passeggeri giornalieri, con i suoi 32.000 abbonati, di cui l'80% è rappresentato da studenti e il 62% da donne, MOM può essere il mezzo migliore per far conoscere ad un'ampia platea il lavoro del centro antiviolenza. Credo che abbiamo la potenzialità per far capire alla gente il problema della violenza di genere. Non so poi come sia finita questa storia, lo dico io, perché noi vediamo tante cose, ma poi non si capisce mai l'inizio, come ha fatto vedere Paola Viola, e la fine. Ma abbiamo visto l'inizio, vorremmo vedere anche il finale, se ha funzionato, se non ha funzionato, cosa ne pensano le addette ai lavori. Prego, prego Stella. Allora, io innanzitutto volevo fare una piccola precisazione su una cosa detta prima. Adesso, dopo con la riforma Roccella, è stato previsto l'arresto a flagranza
istanza differita, per esempio per i casi di stalking, per cui anche se non lo prendono subito hanno la possibilità di arrestarlo in seguito. E si sta cercando dal punto di vista della legislazione di tutti i correttivi per poter intervenire in maniera più efficace. Per quanto riguarda queste iniziative come altre alle quali noi Telefono Rosa aderiamo sempre con entusiasmo e fiducia, bisogna parlare finché tutte le parti della società, le più dai giovani alle donne anziane, riescano a capire che se hanno bisogno di aiuto noi ci siamo. Va bene gli autobus, va bene la televisione, va bene la pubblicità sui giornali, anche sulle confezioni del latte come si faceva qualche tempo fa. Importante è dare l'informazione alle donne e alle giovani, perché le giovani stiamo registrando un passo indietro nell'evoluzione dei rapporti tra ragazzi e ragazze, dove le ragazze accettano dei comportamenti da parte del ragazzino che sono estremamente inquietanti. Ora, senza dare sempre ed esclusivamente la colpa ai social, ma la stessa modalità di relazione attraverso uno schermo come quello del cellulare e non con la persona davanti. Tu poi ti trovi a confidare, far girare immagini tue intime a soggetti che poi tu non sai chi siano, non sai che chimica c'è fra le persone con la quale hai questo rapporto virtuale e che non conosci, non cresce con te ogni giorno, e spesso dopo, quando si incontrano, abbiamo delle pessime sorprese, come si comincia. Quindi anche un'educazione, bisogna insistere, l'educazione affettiva, l'educazione all'affettività è importante, soprattutto per imparare a capire come alla base di tutto c'è rispetto fra persone, perché ricordiamoci, è vero che la violenza fra le donne, la violenza di genere è un fenomeno che riguarda le donne, ma è solo una parte questa della medaglia, l'altra medaglia ci sono gli uomini, e se noi il lavoro non lo facciamo insieme non se ne viene fuori. Allora andiamo a vedere questa baby gang, aggressione in via Vogari. Andiamo a vedere, poi commentiamo con Stella Di Bartolo, presidente Telefono Rosa. Mentre ero al telefono proprio con il comando di polizia sono stato aggredito a squarciagola con insolenze, spintoni e quant'altro con un ragazzo minorenne, che poi purtroppo ci siamo un po' azzuffati, un po' per difendermi e poi quant'altro. Sono situazioni che nel momento non sai neanche come intervenire, nel senso, il fatto che sia minorenne sicuramente non lo autorizza a alzare le mani verso gli altri, e questo qua proprio spingeva sul fatto che essendo minorenne non poteva essere toccato. Ancora un weekend di episodi violenti legati alle baby gang che imperversano in centro città. Stavolta a farne le spese è un residente di Vicola Vogari che denuncia violenze, imbrattamenti, anche con deiezioni, e uno stato di degrado sul quale, nonostante siano state chiamate più volte le forze dell'ordine, nessuno è ancora intervenuto in modo definitivo. Stavolta si tratta di una quindicina di minorenni, probabilmente anche alterati da qualche sostanza, che dopo aver fatto un po' di confusione e seminato sporcizia sono stati allontanati. Uno però, tornando indietro per recuperare una borsa, ha aggredito un residente. Era la prima volta che le capitava questo episodio di essere aggredito? Di essere aggredito sì, ne ho sentiti altri purtroppo, personalmente sì, è la prima volta che mi capita. Altre situazioni sì, che di disordine e di proprietà rovinate, appunto sempre dalle stesse figure, perché ormai si conoscono in città chi sono e dove stazionano. Però, ripeto, per esperienza personale in più volte non siamo arrivati ad una soluzione, non c'è nessuno che ti tutela, nessuno che può aiutarti. A chi chiediamo aiuto? Se un minorenne ti aggredisce, cosa devo prima chiedergli? Scusa, sei minorenne? Ah scusa, io non ti posso picchiare, tu picchiami pure, sto aspettando. Ci si chiede che cosa si possa fare, ma le risposte non sono semplici. Questi genitori dove sono? Questi ragazzi come agiscono? Un po' di educazione, un po' di modo di chiedere le cose, anziché aggredirmi, poteva chiedermi quella borsa posso riaverla e quant'altro, invece
non esistono mezzi termini, si passa subito alla parte fisica, a lesionare le persone, e purtroppo con le forze dell'ordine non si arriva ad un dunque. Lo dico io, lo dicono altri residenti, è qualcosa che si legge nelle chat, perché ormai internet sta divulgando anche queste notizie. A livello di amministrazione comunale dicono che si stiano interessando, però il tempo passa e nulla si vede. Allora, non solo il marito, il compagno, ma dobbiamo avere paura anche del ragazzino, dei ragazzini che potrebbero essere figli. Ecco, che messaggio vuoi lanciare? Prego, veloce, perché siamo in chiusura, Stella. Educazione e studiare e non delegare agli altri le proprie responsabilità, tanto studio e formazione, e parlare e dare spazi d'ascolto a sti ragazzi. Vuoi dire qualcos'altro, aggiungere qualcosa, qualche numero? Come vuoi chiudere, Stella? Niente, io voglio chiudere sperando che fra qualche mese non facciamo un conteggio raddoppiato di queste cifre, ma comunque ne riparleremo. Allora ne riparleremo invece tra poco con la storia di questa sopravvissuta, leggeremo questo libro, Il caso Vaillant, continueremo a leggere perché la storia è la storia e deve essere letta e ricordata. A fra pochissimo, grazie a Stella Di Bartolo, grazie a te. Grazie veramente, e ti inviterò ancora e andiamo a sentire La posta di Mirella. E come ho appena anticipato, adesso leggeremo le testimonianze, ma soprattutto la testimonianza di Micaela Coletti, superstite, sopravvissuta alla tragedia del Vaillant, perché io non dimentico e non dobbiamo dimenticare la sofferenza di queste persone, perché qualcuno ha deciso sulla testa di molti di andare per la sua strada facendo del male a molta gente. Si continua a fare queste cose, vedete anche voi con queste guerre a macchia di leopardo che non terminano mai, morti, e qualcuno si arricchisce, qualcuno diventa sempre più potente. Ma chi è che muore? Muoiono i giovani soldati, i giovani militari, ma muore la popolazione. La popolazione che è fatta di diversamente giovani, diversamente agili, che non possono neanche difendersi, di bambini che non c'entrano niente, non sanno neppure cosa sta succedendo. Si trovano nel momento sbagliato e nel posto sbagliato. Ma si può continuare così, nel silenzio di quelli che vengono eletti per far del bene al mondo, al loro paese, al territorio? No, non si può andare avanti così. Però ci hanno tolto le armi. Non abbiamo le armi per combattere questi potenti. Pensate, pochi rispetto al mondo, alla popolazione del mondo che è tanta, però non riusciamo a vincere, non riusciamo a far capire che tutti vorremmo una vita serena, tranquilla. Fortunatamente il creato ha di tutto e di più, eppure non basta. Non basta perché per l'arroganza, proprio questa prepotenza per il potere, per il denaro, per gli interessi, stiamo ancora soccombendo. Perciò non bisogna dimenticare, bisogna ricordare. Io ho molta fiducia nei giovani, penso che prima o dopo riusciranno invece a dare la barra dritta al mondo intero, perché ne abbiamo veramente bisogno. Allora, andiamo a leggere queste testimonianze. Eravamo rimasti alla pagina 116, dove Micaela ricordava. Continuiamo. Noi vogliamo parlare e che si parli di come noi sopravvissuti alla tragedia del Vaillant abbiamo vissuto dopo, di quello che ci portiamo e ci porteremo dentro per tutta la vita, di cosa significhi perdere in pochi secondi tutto, famiglia, casa, amici, il tuo mondo. Trovarti in un attimo sulla luna, totalmente sradicato. Chi non sa cosa si prova a perdere una persona cara? Noi abbiamo perso tutto. Il 9 ottobre 1963 avevo 12 anni, un'età terribile e straordinaria, dove diventi adulto. Il 9 ottobre è stato uno stravolgimento totale. Quell'estate un ragazzino mi aveva dato il mio primo bacio ed ero ancora una bambina. Sapevo ben poco della vita.
Dopo quel bacio avevo temuto di essere rimasta incinta. Quella notte o il giorno dopo ebbi le mie prime mestruazioni. Non sapevo che alle ragazze, alle donne, venissero le mestruazioni. Non ricordo bene se è stato quel giorno o il successivo. Ricordo solo che l'infermiera, chiamandomi signora, pensa com'ero ridotta, ero talmente gonfia che l'infermiera credeva fossi una donna adulta. E i primi soccorritori erano convinti di aver estratto una vecchia. Per la paura non bevi nulla. Mi bagnavo solo le labbra per tutta l'acqua che avevo in corpo. Mi chiese se avevo le mestruazioni perché avevano trovato sangue nell'urina e volevano capire se poteva dipendere da lesioni interne. Io gli risposi confusamente che non sapevo. Risposi affermativamente, ma non sapevo cosa fossero le mestruazioni. Ero nella confusione più totale. Non sapevo dov'ero, non sapevo cosa davvero mi fosse successo. Ho risposto di sì, pensando che in tal modo non avrei avuto problemi. L'unico ricordo chiaro che ho di quel periodo in ospedale è la visita della principessa di Savoia. Non so bene nemmeno per quanto tempo rimasi in ospedale, credo 2 mesi. Dopo avermi estratta dalle macerie, mi caricarono sulla macchina per portarmi all'ospedale di Pieve di Cadore. Ho uno strano ricordo di una mano che sporgeva dalla macchina e teneva fuori qualcosa, e questo qualcosa presumo fosse la sirena. Tutti mi hanno detto che questo è impossibile perché la sirena è il lampeggiante. A quell'epoca potevano averlo solo polizie e carabinieri. Eppure io ho questo ricordo vivo. Sono passati quasi 40 anni ed in tutto questo tempo non ho saputo quasi nulla di quello che è veramente successo. È solo da 3 anni che abbiamo cominciato a risvegliarci, a muoverci per capire, per far luce su un'ombra lunga quasi 40 anni. Una delle cose più importanti dello spettacolo di Marco Paolini è aver provocato anche questo. Il vero problema per noi è che qui, in questi anni, nessuno ci ha mai raccontato niente. Ciao, buona domenica!